c'è lo ciucco, c'è l'inganno, se ci giochi tutto l'anno, ti ritrovi senza muri, senza casa e con malanno. Con lo gioco di leggi carti, c'è chi vince si li sparti, e se ci pensi un poco tu lo sai lo gioco è fuoco. Chi da destra va a sinistra, picchi c'è con l'amministra, chi da centro è la vincente, se tu sbagli un picchiolenti. E sta attenta lo compari, chi è fatto per ingannare, mentre perde ti disperi, ci appizzasti la moglie. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se tu lenti di giocare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se ti metti a ballare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Allo gioco di la roulette, c'è cuchiglia, c'è metti, e se sbagli li colura, poi tagliana noi surura. Se tu punti allo 7, poi ci appizzano 27, se ci provi il talo 8, perdi pure lo cappotto. Con lo dispare lo pari, tu ci appizzi i denari, con l'univoro e lo rosso, perdi e ti stui un musso. Se ti girano i pallini, s'allontanano i vicini, e pure lo crupiere se ne scappa con tua moglie. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se tu lenti di giocare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se ti metti a ballare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Ciao, ti si dassi e ci punti pure l'ossa, quando svuota li suoi carti pure la scala e giù da fossa. Pure pulli di li cappi, tu ti giochi pure scarti, contro la scala reale proprio niente ci può fare. Se tu giochi con li quaci e lo cori l'hanno laci, se tu punti allo picco e li ciuri ti fanno sicco. Di lo gioco staccia rasso, se un po' viri più pensieri, questo verso tu ci appizzi li mutanne la moglieri. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se tu lenti di giocare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se ti metti a ballare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Quando giochi alla slot, tu ti viri, già ti sfutti, perché i soldi che ci metti se ne vanno proprio tutti. Tu continui a giocare, dici ora ma rifare, e mentre tira leva la famiglia si dispera. E se non escono i campani nelle barre li meluna, e se oggi una giornata ci volessi più fortuna. Tu ci provi e ci riprovi, giochi tutta la settimana, mentre in capo io te do moglie fa. Chi fa? Si profuma! Che fa? Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se tu lenti di giocare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, quando perdi si non chiolla, ma ti può sempre rifare, se ti metti a ballare. E se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, a balliamo più vicino e facciamo un gran casino. Oh, ma che è? Signore e signori, Calandra e Calandra! Così funziona così, è il padrone di casa annuncia i padroni di casa. Ma anzi c'è l'IMU da pagare. Allora, non li conosco, scusate, non li conosco. E allora invece, ciao. signore e signori, intanto questo è un evento storico, perché è il primo ospite che abbiamo in studio dal 2020, cioè voi capite... Possiamo dire. Un evento eccezionale, veramente. Eccezionale. Valentino Pizzuto dei 3 1/4. Oh, senza comico siamo. E allora, Valentino. Ciao, caro. Come stai intanto? Ma che ti devo dire? Sto di 7. Di 7. Hai la matta, 7,5. Allora. E allora, cosa...
Hai da raccontarci intanto? No, una barzelletta. No, ti prego, no, è che una barzelletta. Subito. Partiamo con una calura, dai, con una calura. No, con una calura, che cos'è la calura? Non è una freddura. Una freddura. Una freddura, scusa. Allora, freddura, ti racconto una freddura che io raccontai nel 94 quando partecipai alla 6 l'ultima. Scendendo le scale ognuno di noi doveva fare la battutina, no? Io avevo il mio bel personaggio che era Verticchio, ne ho approfittato. La maestra in classe, Verticchio, una parola con la doppia P come Palermo. Bottiglia! Bottiglia? Scusa, dove sono le 2 P nella bottiglia? No tappo! E questa fu una battuta che fece sciogliere un po'. Ma invece una domanda Il che ghiaccio. voglio farti Sì. così. Te la sei studiata stanotte, devi dire la Non ho verità. dormito, ma si No, vede. certo. Come nasce Valentino? In che Niente, senso? mio padre e mia madre si accoppiano No, 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 50 no, non entra- Aspetta, non entrare a questo nell'intimo. punto voglio saperlo. 58 anni fa. Sì? E poi sono nato io dopo Ma è 8 stato un mesi e parto 15 giorni. spontaneo, un parto cesareo? Parto spontaneo. Anzi, Ah. mia madre dice: guarda, se da tutti i parti avessero usato la cosina avesse fatto 15. E allora, Poi quindi, come frate si il colugna. ecco, il parto di tuo fratello invece com'è stato? È stato sempre naturale, ma un po' è più stato sofferto. molto più sofferto. E com'è il rapporto fra voi fratelli? Perché Ottimo. mi interessa saperlo anche Ottimo, per... perché tu hai problemi con tuo fratello. No, però- Parliamone, qual è il problema con tuo fratello? Ah, perché ti ha fatto venire i capelli bianchi e la barba bianca. Ti ho conosciuto Questo ieri lo- nero. Nero non si può dire più, perché... No, non è di colore, Di- era di di colore. colore. Ma stai attento anche Scolorito, Sì, scolorito. era scolorito. Ero scolorito. Io Non- è stato sempre bianco, Sempre, 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 brizzolato. Allora qua mi Eh, sorge il dubbio. Eri tu che ci fai diventare bianco Esatto, No. hai centrato proprio. Esatto, lui, è stato lui. È stato lui. Quindi com'è questo rapporto fra... Ottimo, noi siamo una famiglia molto unita innanzitutto, abbiamo anche una sorella. Ah, Abbiamo una mamma meravigliosa, papà purtroppo non c'è più. Da loro abbiamo ereditato questa, diciamo, allegria, perché sia papà che mamma erano molto spiritosi. E quindi di conseguenza poi nell'arco del tempo, diciamo, l'abbiamo fatta diventare un'attività. e così, parlando serve sempre per conoscerci meglio. Esattamente. Qual è stata la vostra prima esperienza? Cioè avete iniziato, io presumo, vediamo se Guarda, c'è abbiamo iniziato divertendoci nei villaggi a fare animazioni. Ah, addirittura Un nei po' come villaggi fanno turistici. Nei villaggi turistici. Poi a quel punto abbiamo detto: ma perché non formiamo un gruppo? E così insieme a 2 nostri cari amici, Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte, abbiamo formato un quartetto nel lontano quindi- 1900, fine 88, quindi nell'89 il gruppo già si consolida, nel 90 poi Quindi, L'apoteosi, quindi possiamo nascete come quartino. come quartetto. Quartino, perché tu dici c'è un quartino. Ah, E no, quindi aspetta, quartetto. Come quartetto. Hai capito di chi do? La 3 è un quarto. Orivino, Picciotti, poi siamo all'Alcamo, Quindi- zona, zona del vino. figurati, se non... Quindi nascete come quartetto. Come quartetto. E come si chiamava il quartetto? Il quartetto si chiama 3 e un quarto. Ah, per questo. Esatto. Io questo non lo sapevo, quindi c'era anche Ernesto Maria Ponte. sì, all'inizio. sì, dopo 30, quasi 32 anni sta scoprendo che non Maurizio, ci fare No, un mea io- culpa, fai un mea culpa. No, perché la lui colpa lo sapeva, è la tua la perché lui è colpa. quello che si informa, quello che studia. Lui è l'ignorante di famiglia. Sì, sì. Purtroppo. Sì, ogni famiglia ha la pecora. Ha la sua pecora bianca. Piccola, Picciotti, in ripronuncia di so che E niente. allora, io invece vi avevo conosciuto come 3 e un quarto, ma solamente con Sergio. Perché noi, diciamo, Ponte siete con noi un paio d'anni, poi ebbe la fortuna di entrare nella scuola di Gigi Proietti e quindi prese un'altra strada. Per cui per 10 anni poi il trio... E può essere fu questo uno formato- dei motivi, visto che Ponte Mm. se n'è andato, Sì. che non si è mai realizzato il ponte. No, fra lo ma stretto che di Messina. battute, proprio non la potevi evitare, dai. Ma tu vuoi fare battute di questo genere? No, Il ponte no, di no. Messina perché Ponte se n'è andato. No, non capisco il nesso. Ma non- appunto, non- vabbè, niente, comunque ci ha provato. Ok, non- ci ha Sorvola, Sì. sorvola. Quindi lui va a Roma e voi comunque siete stati, Allora come dire, restano Noi senza- continuiamo. Loro restano senza Ponte. senza Ponte. Poi c'è l'incontro con Gerardo Di Liberto. che salutiamo, Che Gerardo. salutiamo, che sia nostro amico. Gerardo, oltre a essere un grande comico, è anche un ottimo grande autore. E incomincia a scrivere qualcosa per noi. Da lì la conoscenza tramite Gerardo con Pippo Spicuzza, e quindi il trio esplose negli anni 90 con degli spettacoli a teatro che secondo me attualmente, non per tutto il resto della... Irripetibile, irripetibili, perché Sì. erano spettacoli dove si spendevano i soldi per le Secondo scenografie. La differenza appunto che c'è fra il cabaret di oggi è quello di una volta. Però quello non era cabaret, Era perché quello era teatro, teatro, perché teatro. allora
noi non abbiamo studiato teatro a livello di scuola teatrale, ma abbiamo studiato teatro insieme a Pippo Spiguzzo, al quale siamo stati per 10 anni. Pippo disse: voi siete diamanti grezzi, non avete la scuola, state con me e la scuola ve la faccio io. Se imparate da me, vi faccio diventare dei brillanti. E poi devo dire che effettivamente abbiamo più che luccicato in mano sua. Mamma mia, io mi ricordo quale teatro è dove sono appesi Allora, i manifesti al Teatro Orione, Orione. E precedentemente al Fu Piccolo Teatro. Io Iniziamo guarda, là. io quando andavo al Teatro Orione, perché spesso andavamo ospiti a TGS come un po' tutti gli artisti siciliani, quando salivo le scale vedevo quei manifesti, mi veniva voglia di staccarli dal muro, E tipo portarli. come la Gioconda, perché riesco a riconoscere che c'è storia. Perché voi avete fatto forse quante repliche ha avuto il vostro spettacolo, guarda, è non- sold out, siete state veramente, come dire, Tra un quarto di fuoco facemmo 74 repliche a teatro, Fantasmi a Palermo 60, ma noi parliamo 60 repliche con un teatro di 640 posti, ragazzi, bisognava fare le prenotazioni per la quarta settimana successiva, quindi è stato io penso che sia un periodo comunque un po' circoscritto, perché poi al di là del fatto che noi abbiamo avuto questa grande capacità, ma non soltanto per noi, ma dovuta anche perché c'era una regia meravigliosa di Pippo Spiguzza, una penna fantastica che era quella di Gerardo, che insieme a Pippo hanno creato queste opere bellissime, che ricordiamole sono Tre un quarto di fuoco, che abbiamo portato anche qua ad Alcamo, tra l'altro, a Fantasmi a Palermo, Chiuso per delitto, Missione impossibile. Questi spettacoli hanno fatto veramente dei numeri stratosferici. ma io ti faccio sempre un'altra domanda, tu hai visto qua bene o male come... Anche perché li abbiamo fatti a Palermo, non è che dico ho fatto la tournée nazionale, noi le 72 repliche le abbiamo fatte a Palermo. Palermo, per cui significa Poi, Palermo è venuta a vedere 60 repliche di Fantasmi a Palermo le abbiamo fatte a Palermo al Don Orione, quindi non Ma so. a casa tu, Solo una ce cosa, l'hai i no, posso fare- manifesti? Ce l'ho in piccolo, cioè la locandina. Maurizio, Mi una fai volta soffriggere. non c'era, Mi una fai volta non soffriggere. c'era. No, Infatti no, poco fa tu hai no, detto no, non rientra forse nella mentalità. no, ma non Perché c'era. io staccherei le pareti Scusa, del teatro. Scusa Maurizio, tu considera che oggi vai a fare una copia, lo puoi fare. Ai tempi non c'era la possibilità di avere il pennino, andare. Per cui se usciva il manifesto, usciva quel manifesto, se non lo conservavi subito, non avevi mai possibilità. Peccato, perché veramente, guarda, io lo Solo appenderei una qua, cosa, Maurizio, siccome anche c'è- se non c'è ci siamo... Pietro, c'è Pietro che ci chiede di salutare Giovanni, suo Ah, figlio. Sì, Mandiamo un saluto. ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao. Scusa, dai, possiamo andare. Sì. No, è questa la cosa che volevo dire. Oggi viene più invece- facile a fare le foto, a fare degli Amarcord viene molto più semplice. di una Ok, volta. Certo. ok. Invece, parlando dal punto di vista cinema, Cinema. due fratelli avete avuto comunque bellissime esperienze, Eh, diverse occasioni anche. Allora, come cinema, mio fratello insomma, ha avuto questa opportunità con Pieraccioni, Pieraccioni. ha partecipato a 3 film. Il primo ha avuto una piccola particina e da quella particina scattò La poi molla. la molla per fare gli altri 2, ricordando sono Il Principe e il Pirata, poi Nelle modi- per dirti ti amo, 100 modi. no, il Paradiso all'improvviso e Ti amo in tutte le lingue del mondo. Stiamo in tutte le lingue. E lui ebbe questa bellissima opportunità. Poi ha fatto qualcosa pure in televisione di importante, perché Fabrizio certo. è Catarella il giovane, nel giovane il Montalbano. una serie fra l'altro No, mica riuscitissima, ragazzi. bellissima. Io sono malato e patito di Zingaretti e compagnia bella, però Diciamo questa come dire un po' di non perché c'è mio fratello, No, ma no, no, perché ma qua- comunque ho rivisto una serie che non faceva sfigurare l'altra. Sì, perché Anzi, comunque come Non dire, si è creato, il non si è pubblico- creato una forma di no, ragazzi, perché comunque chi ha letto i libri, posso garantirvi che riesce a identificare benissimo le due storie. le due cose. No, tra l'altro, il giovane Montalbano è una serie che fa molta fede sui libri scritti. Ok, invece Ok? invece Detto anche a Camilleri, Ok. è chiaro? Detto anche a Camilleri, qua c'è un grande rispetto per la mia scrittura. Nell'altra serie c'è tanto di cappello per la bravura di uno Zingaretti che ha personalizzato Sì, è riuscito il suo a Montalbano, catalizzare, hai sì, sì, è capito? riuscito a Perché catalizzare. comunque lui è un romano che viene a fare il siciliano qua da noi, che non è una cosa Una semplice. cosa Non è- non è Io ho semplice, visto ma tanti lui- attori lui- nazionali che non sono siciliani che non si possono ascoltare quando parlano in siciliano. Assolutamente. che poi diciamo anche come dire il rapporto perché
Montalbano è seguito veramente in tutto il mondo, noi riusciamo... 55 paesi Ok, mandano in onda. quindi mandano il giovane Montalbano, è facile fare il paragone e magari ognuno dire, invece non ha... Il paragone non bisogna farlo, bisogna... No, ma non c'è, non staccare- c'è. non c'è il perché il paragone non c'è, ragazzi. Allora- Cioè, mio fratello fa Catarella, che era il personaggio più difficile, a mio avviso. Certo. Il personaggio più difficile perché un grande Angelo Russo lo caratterizza in una maniera stratosferica. Perfetto, È perfetto, giusto, per io questo lo adoro, dicevo. lo amo. Ma non c'è Angelino stato questo. Russo. Mio fratello ha fatto un Catarella che non è la copia di Angelo Russo. Ma non chiaro? ne avrebbe avuto senso. Perché se avesse fatto un'imitazione sarebbe stato Un default. assolutamente certo. una forzatura. Infatti mio fratello fece 5 provini prima di essere scelto Addirittura. per fare Catarella. È stato sia a Roma che Catania, E ti Ragusa. faccio una domanda, tu hai partecipato ai provini oppure ti sei disinteressato un po' su questo? No, io non ho potuto partecipare ai provini del giovane Montalbano perché c'era una regola dove tutti quelli che avevano partecipato nel vecchio Montalbano, Non potevano... diciamo, Aspetta. preferibilmente non avrebbero dovuto fare. Ok, per E quindi io non ho partecipato al... perché tu avevi fatto qualche... Esattamente. puntata Io de- ho de- fatto la luna di carta con Zingaretti e quindi di conseguenza mi è stato un po' negato. Ho partecipato a dei provini facendo presente questa cosa, mi hanno... Certo, subito già, un po'. come dire, un po' ti ha penalizzato. Dico, così. non è valsa per tutti, però poi Sì. dico, è una regola, se la fai o la fai per tutti Lo so, Certo, o per vabbè, vabbè, come, ma- come tutte le cose, sai benissimo. Esatto, Valentino, che- però ho una particina deliziosa con Zingaretti. Ma che- tu hai fatto anche qualche altro Ma film? io ho lavorato Io con Rocco quest'inverno Siffredi- ti ho visto in 2 o con 3 Rocco film. Siffredi, sì, con Rocco Siffredi ho fatto diversi film. 62 in canna, com'era? 62 in canna, In bravo, canna. ricordi anche il titolo. La misura 62 in soprattutto. canna. Cioè io No, io come cinema, come film conosco cinematografico, questo lato, va bene. negli anni 90 partecipai a un film Tangentopoli. no, No, dove era no, protagonista, io- protagonista Francesco Benigno che usciva da Me di per sempre e così via. Però poi la soddisfazione più grande l'ho avuta nell'Ora Legale, un film di grande successo con Ficarra e Picone dove facevo il pescivendolo e là proprio mi sono divertito alla grande. Come sono Ficarra e Picone? Ti faccio questa domanda. Fantastici ragazzi, fantastici. Fantastici perché oltre a essere degli attori e noi li conosciamo come attori, vi posso dire che come registi i picciotti sono no pignoli, che sai. Vero? È bellissimo vedere questo contrasto che c'è tra le due personalità che poi comunque si incontrano e noi vediamo i risultati. Perché caratterialmente sono proprio all'opposto. All'opposto. Cioè, Valentino è più serafico, più uno di quelli che ragiona, si mette attamatecato. Invece Salvo è più guerrigliero, no? Ok. Ogni tanto cozzano, però poi trovano il punto di Lo sai, incontro. a guardarlo esternamente perché non lo conosci, Sì. e ci metto io. Io guardo un Valentino che fa la spalla, però mi hanno detto invece che Valentino è quello che fa moltissimo e le idee sono quasi di Valentino un poco. Questo non lo so, ragazzi. Io penso Qualcuno che mi ha raccontato io così. penso no. Perché io io lo vedo un po' come la spalla. Sì, ma allora, ascoltami, con io- ogni coppia che funzioni è sì, ovvio sì, che sì, ci deve però- essere però- una spalla. Ragazzi, qua si parla di due che possono fare spalla e comico a 360 gradi. Senza problemi. Ragazzi, allora, per me sono i grandi della televisione Ci mancherebbe. italiana a livello di comicità e come siciliani sono quelli che Ci veramente rappresentano più di ogni altra cosa. Poi degnamente, c'è anche Sergio Friscia, però dico Valentino e Salvo sono... Ah, sicuramente, ma poi diciamo sono in meccanismi intanto mostruosi perché finiscono il film, entrano a striscia, produzione teatrale, nuovo film, oramai sono- striscia, una macchina da guerra sotto questo punto di vista. Esatto, assolutamente. Però anche dal punto di vista come ritorno d'immagine per la Sicilia sicuramente sono Anche perché, considerate. ragazzi, non sono volgari, fanno comicità in italiano. Allora, sono la modernità di Franchi e Ciccio, a mio avviso. Hai ragione, Cioè, sono i hai Franchi e ragione. Ciccio moderni Hai ragione. dell'era 2000 Hai ragione. e che hanno quella comicità, perché Hanno anche preso Diron Paint. Hanno preso degnamente il posto. Poi a Assolutamente. teatro, io li ho visti a teatro dal vivo, ragazzi, sono una forza della natura, perché a teatro è un continuo, tututun. Quindi- Vabbè, ma ora parliamo di Valentino. Ma Anzi, parliamo di no, dai. qualcuno ha scritto Valentina. Perché ha scritto Valentina Ciao, perché Valentina. sarà Enzo Buffa Guarda. che io chiamo Enzuccia, quindi lui mi chiama Valentina. Ah, ho capito. che Ciao Enzuccia, se mi stai vedendo. Che lavora all'Impes perché dice grandi calandri. Possiamo dire che però sei collegato Ah anche- sì, per ora ci vedono da Liegi, dove? dal Belgio, Liegi, siamo, dal in diretta, Belgio. siamo in diretta,
Un Tra saluto l'altro a tutti i belghi. salutiamo Melchiorre Ciao, che ci ha Melchiorre. portato in Belgio. Siamo in diretta su Radio Prima. Radio Prima Liegi. Sì, Liegi. E quest'anno dovevamo essere nuovamente in Belgio, ma ci rifaremo, speriamo. Melchiorre, Speriamo- noi abbiamo fatto spettacolo 3 e un quarto insieme ai signori Calandra e Calandra. Musica e cabaret Musica e siciliano. cabaret, Picciotti non ce n'è per nessuno. Ma veramente, ma Ma veramente. veramente, Picciotti. Diciamolo così, tanto per Ma dire. siamo anche no. in diretta su Radio Studio Delta Club, siamo in diretta o in differita poi su Alpa 1, quindi si può anche vedere in TV, In TV. questa puntata e poi andiamo su una trentina di pagine. Pagine Facebook. C'è la Eventi Service che cura lo streaming, Ah. quindi diciamo Siamo su YouTube. Comunque, Siamo su Quindi YouTube. allora ci stiamo siamo, vedendo ci più siamo. di Più di 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 persone. Sì, Esatto, sì, sì, esatto. ma ci vedranno anche dopo comunque, Quindi capisci? perché andrai in onda Sì, in vai in continuazione. onda, poi la trovi su YouTube, quindi vado a rivedere la puntata con Valentino e resta sempre. Esattamente, Ok. bravo. E Invece invece stai attento a quello che dici, Valentino. No, cioè, io... Poi resta. perché non tutto. possiamo più. No. non posso- Cancella tutto. Invece cosa ha affermato in questo senso questo progetti. periodo artistico? Che cosa bolliva o bolle in pentola? A me ha fermato continuare in teatro. Sono riuscito a finire le repliche di uno spettacolo il 2 marzo e la settimana successiva si è chiuso tutto quanto. Dopo 8 repliche di uno spettacolo che abbiamo fatto al Teatro Sant'Eugenio a Palermo insieme a Gino Carista e a Daniela Pupella. E poi avevo altre produzioni sempre col In Teatro itinere? Sant'Eugenio. Avrei fatto una cosa che non ho mai fatto, perché avrei fatto Gli innamorati di Goldoni e purtroppo si è fermato tutto quanto. Quindi, Però, Ma segnali di ripartenza? ci stiamo segnali di ripartenza, ragazzi, non ne ho la più pallida idea, perché per quest'estate ho la sensazione che non sarà facile. no, che non è facile, si sa. Che forse non si farà, almeno per quanto mi riguarda, io ancora non ho sentore neanche di una serata. Vabbè, ma questo Già in non- questo No, periodo. ma noi per solidarietà abbiamo, Eh. abbiamo adottato questa scelta anche noi, Eh. sapendo che tu non hai serate, Non le fate neanche voi. neanche noi. Perfetto. Quindi tranquillo, ok? Quindi se volete vederci, ragazzi, non ci vedete. Vedete? Oh, Perché e qualcuno sai- dice finalmente. Che ma fai? Ma- E infatti mi sono inventato una piccola rubrica ecco, parliamo di della questo. barzelletta. Ma intanto tu hai una pagina Facebook come Valentino o uscite anche avete una c'ho- pagina anche come 3 un Ce l'abbiamo quarto? come 3 e un quarto. Allora, siamo come tuo fratello, Agnosi. Nel senso che non è. Come? la voce si è sparsa, La è vero, però che- come tecnologia, capito? Come tecnologia, nel senso Perché è che- specificato? No, Cioè, no, basta- no, lo devo specificare perché è uno che ce l'ha, capisci? Allora, la Agnosi nel senso che non abbiamo questa cura del. Credo che magari sia anche Anche se sbagliato. tu sai Oggi benissimo- è sbagliato. questo È sbagliato perché purtroppo, a differenza di tutti i nuovi, diciamo, comici degli ultimi anni che ci sono in circolazione, loro hanno la fortuna di lavorare con questo, che gli ha sicuramente dato la possibilità di farsi conoscere al pubblico di massa con più facilità. Noi veniamo dalla gavetta, noi ci spaccavamo le ossa a fare tutti i locali, a fare le piazze, a fare le TV private, tutte quelle cose che magari oggi i giovani mettono qualche video, funziona e però, poi siete, bom sempre, bom. siete sempre in tempo perché ripeto non potete scomparire, il web oggi No, è necessario. no, ma scomparire non si avere scompare, qua perché- oggi, come dire, un volto storico del cabaret siciliano, perché questo consentimelo, no, purtroppo diciamo che è così, nel senso che voi comunque avete identificato e avete fatto ridere la Sicilia per tantissimi anni, siete, come dire, un emblema del cabaret siciliano, quindi è un peccato che tutte queste cose vengano, come dire, perse, perché l'evoluzione dei tempi, le dirette, le cose portano, ovviamente, ci sono tantissimi stimoli, la gente è distratta, ma bisogna essere presenti sul web, quindi vi invito da 3 e un quarto ad utilizzare il cellulare, ho visto che ce l'hai, quindi fai le dirette. Se no, guarda, te lo compravamo noi. Eh, Sì, no, sì, vabbè. fai le dirette, inventati uno spazio Io come stai personalmente facendo, sto facendo si chiama La Panchina del Sorriso, che va in onda sulla tua pagina. andando in onda sulla mia pagina, poi sulla mia pagina YouTube, dove ho fortunatamente 3 iscritti. Ok, allora aspetta, invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno Ecco, dopo, invitiamo. ad iscriversi sulle pagine social dei 3 e un quarto di Valentino Pizzuto, di Fabrizio Pizzuto, perché- e di Daniela Pizzuto, e di Daniela Pizzuto. che è mia sorella. Non c'è già niente, però Ah, certo, facciamo aiutiamo la a dare famiglia. forza. Esatto. Aiutiamo la famiglia. Quindi su YouTube, iscrivetevi, per- andate a vedere un po' quello che hanno fatto, perché veramente c'è tantissimo. Anche perché su YouTube ci sono tanti sketch fatti da noi
che sono veramente E io, divertenti. e io mi ricordo, questo lo diciamo, non lo dimentico, No. questo, ma lo dico. Noi siamo stati ad Insieme, che era il programma più importante. Tra l'altro insieme siamo stati insieme. Siamo stati insieme ad Insieme in Sicilia grazie a te. Come dire, perché c'erano dei meccanismi, non era Sì, facile entrare bisognava... quell'insieme. Sì, Ok, sì. quell'insieme diciamo che era Io avevo una calibro 45, la puntai in faccia a chi di dovere e poi vi hanno detto di venire in trasmissione. ma perché è quando uscisse la Calibro 62 che si convinsero. 72. Ah, 72. Poi Ancora più... Cioè, ora è 62 Ora è perché 62, dopo una certa età. che poi Comunque guarda, è un'esperienza per noi diversa. certo, no, ma considerato che noi non siamo giornalisti, che non siamo cantanti, Sì. che non siamo cabarettisti, Sì. Cioè, che ci che non pensiamo siamo qua, imitatori. ci chiediamo Che come- non sono neanche fratelli, Neanche ragazzi. questo, no, questo no, non dovevi dirlo. Perché- Che noi diciamo siamo specializzati in traslochi di garage, magazzini, quindi oggi averti qua anzi Maurizio, domani arriva l'ape nuova. l'ape nuova. buono, ottimo. Sì. L'ape è quella del Sì, geometra, quale? No, L'api? No, l'ape. Ah, l'ape. L'ape. Ah, No. Ora sì, perché non riuscivo a capire. Sì, sì, sì. Quindi se dovete sbarazzare magazzini, visto che non abbiamo serate per ora, dico Mi ha fatto venire in mente una barzellettina dell'ape. vai, no? Ma vai. io lo sapevo. Allora, c'è un cristiano con un'ape, cioè Picciotti, quello che c'era dietro non si può capire, una montagna praticamente di cose aria. E ho piccino pure l'arriere, no? Che cercava di tenere tutto, contenere tutto quello che è. Allora, a un certo punto Paletta, guardia di finanza. Spirito Santo, mica sogno consumato. Allora, questo qua si presenta. Buongiorno. Guarda la situazione. Patente e libretto. Visto consegna patente e libretto, scenda dal mezzo. Ah, il bambino pure dietro, perfetto. Amore mio, saluta subito il nonno. Gli fa il papà al bambino. Tu gli facci il nonno. Perché il nonno? Perché ora lei va a bene di pace a me. Perché consumava. Sì, insomma. Ma guarda che bello a grande schermo, no? Ah, Come io vedi, buca- oramai si può dire dopo il buca. lockdown, ragazzi, che ho preso qualche chiletto, Ma non devo si dire- vede, non si se vede, non lo non si dicevi vede. non se ne No, accorgeva no, nessuno. ho preso qualche chiletto. Anche noi non scherziamo. Sì, sì, diciamo che prendevo lo schermo quasi tutto quanto, non c'era bisogno neanche dello zoom a momenti. Sì, no, ma guarda, chi è che non è riuscito a prendere i chili? Poi io, ragazzi, vivo con la mamma. Ah, La mamma cucina che è una meraviglia. Sì. la pasta giusto. fresca, i maccheroni, la mollica, Di tutto, la no, melenzana, Ma sfincione, tra l'altro in pizza. questo periodo è incredibile. Secondo come- me ti imbocca pure mentre dormi. Tu non Mentre lo no, sai. sì, sì, mi preparano Mangia, allo figlio spiegato mio. tutto l'olio sugo. Mangia, figlio mio. Perché poi si è scoperto con questo lockdown che è una delle categorie lavorative più numerosa al mondo sono i panettieri, i pizzaioli, che si bisogna fare tutte pane e pizza in casa. Io ragazzi. confermo perché ho fatto questa cosa. No, io non lo riuscivo neanche a trovare più la farina, quindi figurati. No, ma nei supermercati. C'è stato anche questo, Quindi, Abbiamo finito? no, quindi, Ah, no. spetta- Quindi- spettacoli per ora. Spettacoli, ragazzi, però non è. Io spero che almeno a inizio ottobre si ricominci col teatro. Che poi la cosa l'avete sentita all'inizio quelle erano le regole per il teatro. No, spiega. spiega All'inizio hanno detto teatri chiusi e cinema fino a dicembre. Bonus 600 per gli operatori dello spettacolo. Io ancora aspetto. Dico, posso fare un appello? No. Bonus 600. Io ancora aspetto. Aprile e 6, maggio. 12, 18. E ne ho 300.000 come a me. Comunque, Sì. lasciamo stare questa qua da parte. Dopodiché dice no, se ci mandate tutti questi bonus, giusto? Allora non conviene. Apriamo i teatri a giugno. Però Tutte le restrizioni, tra le quali all'inizio c'era gli attori in scena con la mascherina. E che va a fare tutte Zorro, picciolo, mi fa, vabbè. Non si può fare, l'attore vive di espressione, di mimica e di recitazione. Gli metti una mascherina in faccia, poi chi la fa i rapini, stop. E questo è uno. Poi diciamolo. un posto sì, due posti no, una fila sì, una fila no. Cioè, al teatro, si sa benissimo, un teatro quando apre bottega
Ha le sue spese, ha le sue spese. ma anche uno spettacolo comporta le spese. Oltre allo spettacolo, tutto quello che dietro c'è, all'artista ci sono dei c'è- costi che giustamente a secondo di chi ha un teatro, perché se io ho 1000 posti e riesco a mettere 500 posti, ancora, ma se io ho un teatro di 100 posti e ci posso mettere 30 persone, Ma neanche. il teatrino di 100 Forse posti neanche. non È lo destinato- apro. Se destinato- io ho un teatro di 400 posti e posso mettere 140 Però- persone, non lo apro. Valentino, Ma- sai cosa la cosa triste? Proprio oggi, io ascoltando un po' il TG, ho visto che ancora ci sono le varie discussioni per delle persone che hanno avuto un disagio. Guarda, parlano di tutto e di tutti, ma non parlano mai della musica, non parlano mai degli attori. Perché questa è la categoria della quale si può fare a Ti meno. giuro, fino ad oggi hanno elencato un sacco di attività. Si può fare a meno, Manca- perché in mancava- realtà noi cosa regaliamo? Regaliamo emozioni. In questo momento le emozioni per loro sono da sottovalutare probabilmente. E invece c'è una categoria di persone molto numerosa che in questo momento non riesce neanche a calare la pasta perché vive soltanto di questo. Ma purtroppo che va a fare? Niente, Diciamo? niente, non- Questo è lo stato che noi purtroppo... Però loro fortunatamente i vitalizi Ma hai continuano visto- a mantenerli, hai visto cosa è successo gli stipendi ieri? non Vabbè. se li... Assurdo, assurdo, ragazzi, però non facciamo politica. noi non diciamo, vogliamo no, fare no, assolutamente non è- politica, non vogliamo entrare in contrasto con nessuno, fare polemiche, però No, no. diciamo La che situazione è Lo- questa. lo siamo lo stati Stato- abbandonati, No, siamo assolutamente. stati abbandonati. Ma neanche sedotti, proprio abbandonati. No, ma no, Almeno ma dice che senza mi hanno dotti- sedotto. Però parliamo di cose più allegre, vi Sì, prego. sì, vi prego. sì. Ma, Lo sai come io, come mischino. io? niente, Vero? niente. No, non me lo dire. Vabbè, niente, lo so. no, niente. no, Ma io avevo visto, No, no, no. avevo visto al Io- supermercato a fare la spesa. che aveva Esatto. Appena ci sono 70 euro. Quanto? Andiamo lì. Mamma mia, manca la spesa si può fare. Niente, non è che No, spesa. E allora, Di che vogliamo parlare adesso, ragazzi? Dimmi tu. Quanto tempo abbiamo? ancora? tu diciamo hai che- tutto il tempo che vuoi. No. Quanto tempo abbiamo noi per prima che si collega Enzuccia? Enzuccia si collega quando vuole, non ci sono problemi. 5 minuti, dai, 5 Cinque minuti ancora cinque e poi fatemi qualche altro colleghiamo. chiamata. Tu mi avevi detto, dice, ma ti ho visto in qualche fiction. Sì. Allora, recentemente dove mi hai visto? Ah, sì, facevo il magistrato in Felice Impastato. Ok? Facevo il E magistrato. ti ho mandato lo screen che ti avevo visto. È Esattamente. stata una piacevole sorpresa. Una piacevole Dire, sorpresa. questo è amico mio, io Sì. lo conosco. Itto. Itto. Sì, sai, tanta gente mi chiama. Poi ti ho visto nel calciatore pure, può essere? Nel calciatore sì, ero terzino sinistro. Sì. Sì, nelle repliche del calciatore prima che andassi in Nelle onda. repliche. Sì. Quindi nella prima... Perché prima di andare in onda il calciatore 2 hanno fatto le repliche del calciatore 1. Ok. E quindi io ero. Ma tu, quando hanno fatto le repliche, vuol dire che tu l'avevi fatto comunque il film per esserci nelle repliche? Il calciatore- O ti il hanno calcia- aggiunto nelle repliche? No, forse non ci siamo capiti. Il calciatore è uscito nel 2018 E lui c'era, amore. e io c'ero. Nel 2018. Poi quest'anno è uscito il calciatore 2. Ok. Nel 2019 o 20? 20. 19. 19. A che ora? Ma Non me lo ricordo. Ma verso le 19 20, alle verso le 20. 20. Recentemente. Quindi nel Recente. 18 e il 19 è uscito Cacciatore 1 Cacciatore 2. 2. Allora, cosa Tu succede? sei nel Cacciatore 1. Nel calciatore 1. Però sei comparso prima- nelle repliche del Cacciatore 2. Però prima di mandare in onda il calciatore 2 hanno rifatto le le repliche del Cacciatore 1. Oh. E c'ero sempre io, perché io ero già Nel stato Cacciatore 1. nel calciatore 1, nelle prime repliche. Ecco perché non ti ho visto nelle repliche del Cacciatore 2. No, perché ero nelle prime, perché mi hanno arrestato. Una volta che mi arrestano non mi ci esce il chiuso. Ero spallone, un malacarne, diciamo. Comunque ragazzi, Una sta- ma una tu stalliera. hai visto che abbiamo indovinato anche la carta da mettere dietro a Valentino? Sì, ma è un asso. È un È un re. asso. Non è un asso, è un re. Ah, un re re. questo. Ora me lo dici tu. Pensa se ci mettiamo A due... proposito, è un re d'oro. Sì. Se mi staccate una bella cosa d'oro e me la porta a casa. Ah, che se così. pensavo mettevamo dietro, sembravi San Valentino. San Valentino, San Valentino. E vabbè, E poi che mi invece raccon- come va la tua agenzia di abbigliamento? Valentino non si occupa di... Maurizio, No, non possiamo io fare non so- pubblicità, non possiamo fare Ma pubblicità. non sono quel Valentino. Ah, Quel no? Valentino è un altro. Sicuro. Ah, quindi Quello siete è due gra- Valentino? No, avrei voluto magari essere quel Valentino. Ma per quale motivo? Solamente per la ricchezza, diciamo. E io compravo Valentino pensando di No, portare... no, No, allora non compro più io Valentino. Valentino. No, Niente. ora che lo so. No, al prossimo Valentino mi fai venire. No, niente. No, Nel calciatore. C'era l'armiere è quello che si occupa delle armi, solitamente anche, Ah, sì? potrebbe anche essere uno stante. Ma quando uno dice gioia dell'arma perché mia, che interrompe vuol dire? sempre? Allora, Che si occupa- Arma. dell'arma mia, no, non è che Ah, un'altra cosa. Non lo interrompo. non mi indovinava mai il nome. Io mi chiamo Valentino. Ah, Valentino. A Valerio. A Valente. Valentino.
Allora ci disse, basta che tu ti ricordi lo stilista, e ti scatta Valentino in In automatico. automatico. Durante una scena che è proprio quella in cui mi sparano e mi catturano, lui mi prepara tutte le cariche all'interno del pantalone. Come che poi funziona? Spiegaci Ma questa perché cosa. non No. funziona? Finisci il mi discorso e poi mi mettono spieghi delle cariche esplosive con la protezione. E come sono? Sono dei petardi che esplodono all'esterno dell'interno. Ah, cioè, Perché se esplodono all'interno Sì, e sono non cavoli all'esterno, ti stupirà bene. Quindi allora che mi e tu avverti quando esplodono, Esatto. senti la Sì, senti, lo senti questo conto. È un po' fastidioso, però lo sopporto. Però piacevole. Sì. Piacevole. anche perché se ti pagano Esatto. è giusto. E mi sparano alla gamba. La cosa che devi fare quando ti sparano non fare picchia o fai via. No? Allora mi fa. Eravamo a Monte Pellegrino, io dovevo saltare da questa Non di rupo? No, non era dal muretto, una cunetta, da un muretto, da un muretto. finire e scappare per i boschi. Però siccome mi sparavano prima non ci sarei arrivato e quindi cadevo sul muretto, praticamente A ridosso, a ridosso al muretto e poi cadevo a terra. Allora facciamo la prima volta, allora a Valerio, a Valentino. Io gli ho spiegato, Valentino lo stilista, cioè tu mi fa, a Gianni, Versace. metto tu, Versace, Gianni. Ragazzi, siccome a questa cosa avevano assistito le comparse che facevano i poliziotti, morti dalle risate, da morire, ragazzi, una cosa bestiale. Ma e questo come backstage c'è? Come ce l'hai come backstage o solo un Io non ricordo? ce l'ho, non se ce l'ho? loro ce l'hanno, io non ne ho la più pallida idea. capito. So soltanto, ragazzi, che quando mi sparano io faccio urlo perché mi faccio male. Durante le prove, che ne faccio 2, perché la terza c'ho la parte che esplode, quindi buona la prima, se no devono rifare tutto, cambio pantaloni, perché i pantaloni si bucano. allora- E non solo, c'avevo pure le cose di sangue, finto. E il sangue come sono? Delle boccette? Delle capsule, diciamo, di gomma che al Che momento in cui esplodono nel momento in cui... Sì, e tu ok. vedi questo sangue che poi non se ne va neanche con l'acido muriatico. Addirittura. E praticamente alla seconda prova, la prima come cazzo ti chiami? Che poi a un certo punto mi fai, scusa la parolaccia, però questa è storia, mi fa adesso questa l'hai fatta bene, quando ricadi un urlo un po' più, perché te prendono una gamba, te fai male, quindi urla di più. Vabbè, faccio l'urlo, buono, questo è buono, è così buono. Ho urlato perché cadendo ho sbattuto il ginocchio c'era un contromurettino come uno zoccolo. Lo zoccolo duro, lo zoccolo duro, l'osso pezzito, picciotte, bravo, va bene, io non riuscivo a parlare al dove facevo così. No, va bene, bravo. te puoi rialzare. No. Mi sono fatto male. Ragazzi, il ginocchio gonfio così. Allora, Versace, alzati. ma come cazzo ti sei fatto male? A bello. All'ultimo era a bello. Prima hai fatta buone. Se no, non ho visto il picciotti com'è. Quindi, dopodiché, prima di fare la scena, io ho messo in un angolino borsa del ghiaccio qua sulle. Poi faccio la scena e poi mi limo, sto pagando. Va bene. Bellissimo. Belle cose. Ma Vabbè, intanto, ragazzi. no, facciamo... C'è Enzo in linea? C'è Enzo in linea? Enzo c'è. Un saluto al volo. Ciao caro, Enzo, tu confermi che tutto quello che ha detto lui è vero? mio compare può dire questo ed altro. Grazie, compagno. Grazie. Spettacolo. Grazie. Loro sono il trio che erano i nostri, diciamo, antagonisti, ma eravamo amici. Però, per essere ecco, antagonisti. ma infatti... Perché comunque loro cioè viaggiamo più o meno di pari passi con noi. Sì. Ma io vi ho conosciuto loro sono nella nati qualche anno prima rispetto a me, addirittura. però poi niente. No, ma io ho sempre visto... C'era un senso di... No. Ma c'era ma buona, nel senso io senza... penso che c'era un grande rispetto, perché sai, noi avevamo il nostro stile, loro il loro stile, e quindi andava benissimo così.
Poi è questione, sai, a volte anche di appelle. come ci si interpone, cioè non Parti dal c'era. presupposto che io gli spettacoli dei 3 e un quarto me ne Sì, andavo ve ne a a bere vedere tutti, tutti. Allora, una Perché sana mi competizione. Bellissimo, ma che poi... con un collega, ma qual è la cosa, il problema? Se io mi ridevo, cioè allora non ridi perché non c'è fare a finire che mi diverto. E poi quando mi viene ride in maniera coinvolgente. Esagerato, perché a risata Renzo si sente Sì. in tutto il teatro. Poi chi fai? 1,96 m, o metto sempre a prima fila. Certo, è tutta la fila fino E alla tutta la sopra, di Parolanza. ma anche quelli che sono Io in mi sala, ricordo in una sala sera che sopra. c'è stata una fila poi per il rimborso biglietti. Esattamente. Proprio vero. perché avevano... Esatto. ecco. No, ma io ho visto pure una volta, siamo venuti ad assistere a un vostro spettacolo, c'era Enzo seduto in prima fila Sì. e io ero messo sopra in sala. Scusa. Sì. Pubblicità. Sì. Ah, non c'era? Ah, no, ok. No, E io Così ero- lo vedo fare alla D'Urso. Insomma. E io ero seduto sopra Sì. in sala e non riuscivo a vedere niente perché Addirittura. c'era... Perché c'era Enzo Bu. È assurdo. Gianni, si può Sì, collegare? sì. Già collegato Enzo? Sì, solo che Sì, collegato. se si vede Enzo non si vede Valentino. Non quindi- fa niente, però... Come? Perché ti deve rendere? Perché sei alto. Sei alto. Mi oscuro. No, abbiamo preparato il template, diciamo, per 3 persone template. Che cos'è questo Poi te lo template, spiego. scusa? Non ti fa... Sei un ignorante, sei John. nato. Template. Perché ti incarti tu stesso, cioè proprio te li cerchi. Scusa, io voglio conoscere. Lo sanno tutti. lo Intanto sanno arrivano tutti. saluti dalla Slovacchia, Giuseppe, che è anche un manager. Un saluto a voi maestri dalla Slovacchia con furore. con Ma non furore. era dalla Cina. insomma. Sì, Sì, ma poi con sono cambiati i tempi. i trasferimenti, lo Anche sai, perché dalla Cina parliamone. Sì. Evitiamo di parlare. Niente, quindi no, meglio dalla Slovacchia. dalla però. Slovacchia. Salutiamo Giuseppe che ha seguito veramente tutte le puntate, quindi chi lo sa, magari ti ritrovi a fare cabaret in Slovacchia. Tra l'altro in Slovacchia adesso tutti quanti hanno una vista eccezionale. Non sono più ciechi. Non sono più Sì. Vabbè, raga. Avevi, come dire, concluso bellissimo. Bellissimo, Ah, vabbè. bello! Ah, bello! E te ne esci con... Esattamente. Va bene. Allora, vi do appuntamento con una rubrichina, semplicina, una barzelletta a settimana che si Eccolo, intitola eccolo. La panchina del sorriso. Se vi fa piacere metteteci un mi piace, se non vi fa piacere Metteteci mandate un bonifico. facete chi Mandate un volete, bonifico. Se non gli dico, Esatto, mandate un bonifico, sì, giusto. Lascia l'Iban alla regia, Sì, così. va bene, va Ok? bene. E Succia, un bacione Compare, enorme, chiudiamo questo per una ti abbandono, io ora mi tolgo tutto quanto, a tutte le auto, sto uscendo. Va bene, e io vi abbraccio ragazzi. Anche noi. Ci salutiamo, dobbiamo mantenere un po' la distanza, 1, 2, poi là c'è il disinfettante, io Sì. mi vado a disinfettare, dopodiché ragazzi è stato un piacere partecipare a questa trasmissione, salutiamo il nostro meraviglioso tecnico. La regia, la regia. S'arregge. S'arregge sempre. Un bacione e io spero che tanto spettacolo per tutti ragazzi. Un bacione Possiamo a tutti fare anche spettacoli a domicilio. Precisiamo. esattamente. Veniamo, una volta c'era l'Arrotino, si ripara Sì. cucine a domicilio. Sì. Oggi veniamo Spettacolo a domicilio. a domicilio. Ok. Va bene? Ragazzi, un bacione a tutti quanti. Ciao, ciao Ale, ciao a Valentino, tutti. Grazie, ciao, grazie, ciao. grazie. Grande Valentino. Ciao, grazie. Ciao. Salutaci I 3. Non salutarci nessuno. Va bene. Allora, io intanto faccio opera buona così. Ecco qua. Sì, ora che non c'è lui non Purtroppo, guarda, sai, mi costa tanto togliere questa sedia. sì, ma Perché possiamo pensavo possiamo togliere la sedia e lasciare a Valentino se vuoi. Ma perché pensavo di averlo tutta la sera qua, Valentino? No, capisci? no, Valentino ha uno spettacolo. Ah, Ciao. come? Ha uno spettacolo. Ma invece parliamo. Intanto ciao Enzo. Ciao ragazzi, mitici. Sono Eh, contento che mi avete invitato perché è una bella trasmissione, è carina e poi venire dopo Valentino è un brio. Valentino no, ci scusiamo, come dire, per il ritardo. Questa trasmissione, per tutti quelli che ci hanno seguito, è nata come depression time, cioè per evitare di impazzire a casa, perché non abbiamo più fatto spettacoli, siamo stati tutti bloccati a casa, allora abbiamo detto inventiamoci qualcosa, anche se devo dire che in questo caso la tecnologia è servita tantissimo, perché ci siamo fatti compagnia a Vicenza, Qua, Maurizio, ad Alcamo. Quindi non qui, non qui. Non tutti a in Vicenza, tutti a Vicenza. Parliamo di voi invece, come avete affrontato questo periodo intanto da trio? Abitate in posti diversi, giusto? Sì. Non è che ad esempio vi siete comprati un condominio Non lo sapevano, Maurizio. con prima non lo sapevano. scarrozzo unico, ad esempio, no.
No. Magari. No, ma la cosa bella è che fondamentalmente ci sentivamo, non dico ogni giorno, ma quasi, perché poi la nostra fortuna disgrazia è che ci conosciamo da quando avevamo 12 anni. Ora ne abbiamo il più scarso 55, io 56, Giorgio 58, quindi pensate un po' da quanti anni ci conosciamo. Per cui più che parlare di cabaret abbiamo cominciato a parlare come stai. Giuseppe lavora in ospedale, per cui ci dava le informazioni in diretta sull'evoluzione del Covid, perché noi avevamo il nostro Burioni, il virologo personale, che ti contava no, tutto a posto, a Palermo potevo ir, oppure no, mi scanto, a Palermo oggi arrivò uno con mezzo che sembrava che avesse il tampone positivo, quindi diciamo avevamo le spie all'interno, però questa cosa qui è stata il piacere di sentirci, il piacere di babbiare, non ci siamo mai fermati, nel senso che abbiamo continuato a scrivere. Noi, grazie a Dio, gli spettacoli li abbiamo ancora, cioè, nel senso che adesso il 4 abbiamo uno spettacolo al Teatro Colosseum qui a Palermo. Ho letto, ma anche il 20... Poi abbiamo il giorno 11 al teatro, saremo al Saracen con il Rotary, poi saremo al C3, ancora la data non ce l'ho precisa, poi saremo al teatro... Ma allora la data non te l'hanno data ancora? No, la data me la danno, però per ti- il momento non l'hanno data, ma me la daranno. Ok, va bene. E poi diciamo siamo al Teatro Remida, che è il nuovo teatro che ha aperto Orazio Bottiglieri, quindi insomma già considerando che partiamo con 3 date, io poi sono uno sempre fiducioso, sono molto ottimista, nel senso Ma che infatti dico che io volevo dirti questo, Enzo, noi che abbiamo conosciuto, o vi abbiamo conosciuto tantissime fa, ci dispiace, una delle cose che ci dispiace è che purtroppo non abbiamo mai forse fatto spettacoli insieme, non è mai successo. Può essere? No, qualche serata in teatro. Facciamo parte, insieme. Sì, in beneficenza. Sì. Ma io, ad esempio, ti ho sempre visto come una persona tranquilla, pacata. Cioè, ma Enzo si arrabbia mai? Cioè, io non riesco ad immaginarti arrabbiato. Io ti vedo come una persona comunque molto calma, razionale, che riesce a trovare sempre... Allora, o mi devi sbaglio? prima di tutto devi essere con 2 polli come Giorgio Giuseppe, non c'è uno tranquillo praticamente il gruppo, loro sono praticamente proprio il senso della comicità, la Valentina, diciamo Valentino, Sì. Giuseppe, Giorgio hanno questo spirito, Antonio Pandolfi hanno questo spirito di follia e ci vuole qualcuno che un po' razionalizza, per cui io faccio un po' Il moderatore della situazione. poi sì, moderatore, poi fondamentalmente sono di carattere sereno, tranquillo, anche perché insomma poi sono supportato da una cultura religiosa, io sono molto credente, quindi insomma il fatto stesso di avere un ottimismo, di sentire che le cose vanno sicuramente bene, io questa cosa ce l'ho, questa serenità. Poi è chiaro che nel momento in cui ti arrabbi, in macchina, se succede Allora, una cosa... ti posso chiedere una cosa, la prima volta che ti arrabbi, mi fai una registrazione video e me la... Cioè, voglio vederti arrabbiato. No, dico, se capita, no? Meglio di no, perché non c'è di peggio, dicevo un film di Battistante, io me lo ricordo perché ero un fan. Altrimenti ci arrabbiamo. Non c'è peggio di quello buono che diventa... Quando si arrabbia. Infatti. Ed era Battistante un film che faceva questo, che poi quando si arrabbiava, sapete, i pugni, le cose che volavano, quindi no, io ogni tanto assolutamente mi arrabbio, però cerco di razionalizzare e dire la cosa più bella è un minuto, poi fai finta che non è successo niente, la vita deve andare avanti. Ok. E questi sono, come dire, messaggi di positività, sicuramente ne abbiamo bisogno. Parlando invece dello Scarozzo, cioè io ho sentito poco fa da Valentino che addirittura voi siete nati prima delle 3 e un quarto. Nell'82, sono 38 anni. Come nasce lo Scarozzo? Cioè, Nasce tre persone che ti vogliono bene, insomma, ci frequentavamo la stessa parrocchia ed eravamo ragazzi di parrocchia. Proprio stasera che parlavo con il parroco, mi ricordo i tempi in cui facevamo gli spettacoli, una sorta di mini tornei tra parrocchie, sapete che c'erano anche lì le sì, ma gruppo che abbiamo nato e mezzi di Watch. Allora noi praticamente abbiamo fatto una sorta di sfida con le parrocchie, con i parroci limitrofi. E devo dire la verità che la gente rideva, perché noi anche da ragazzini avevamo questo spirito. Negli anni abbiamo cambiato ruolo, tu pensi che all'inizio facevo il comico, io imitavo molto, a me piaceva una cosa che sono rimasto legato da sempre, Palermo Cara. Quei tempi io l'ho voluta,
20 volte e io facevo la parte di Legneti. Pensa a Giacomo Civiletti che anni conosco, che è alto 1,60 m, Sì, sì. più 1,90 m, quindi dovevo rimpiccolirmi per fare la parte di Tara. Giuseppe faceva la parte di Francutano, che era, come si chiama, Gigi Burruano, grandissimo Gigi Burruano, persona veramente un genio, come Giacomo, come tanti che abbiamo avuto il piacere di... Palermo, come dire, tanto di cappello, cioè avete fatto comunque la storia. Ragazzi, noi veramente abbiamo avuto la fortuna di crescere con delle persone che hanno fatto del cabaret un emblema. Io l'altro giorno mi sono incontrato con Nico dei Cavernicoli, un altro trio che noi abbiamo come punto di Allora, Del dei riferimento. Cavernicoli è rimasto solo Nico, è vero? Sì, gli altri due purtroppo sono mancati. Quindi dicevo, mi sono incontrato ed è una cosa splendida il poter confrontarsi con questa gente. Almeno noi abbiamo una cosa bella, a me piace il cabaret, per cui io non sono mai contro, io sono pro. A me quando mi dicono che ci sono giovani che fanno cabaret, me li vedo, me li guardo, perché mi fanno ridere alcuni, altri mi fanno ridere meglio, ma ben vengano, perché la comunità non è tutto uguale. Certo. C'è uno, guai a dire, mi levano lavoro. Io non l'ho mai avuto questo problema, perché dico, più cabaret si fa, come del resto per voi la musica, più musica si fa, più si parla di musica, più la gente esce, più c'ha questa voglia di fare musica, di vedere bella musica. Certo, questo avviene comunque anche, come dire, è una crescita che avviene anche internamente. Ti spiego, noi inizialmente quando abbiamo cercato di rivisitare le canzoni siciliane, proprio nella fase in cui abbiamo iniziato noi, era uscita una band a livello regionale con un progetto simile, Molto grosso. molto grosso fra l'altro. Io la prima volta che le ho viste ho detto, un c'ero rimasto un po' male, io ho detto a mio fratello, guarda, non abbiamo più dove andare. Con la maturità invece ho capito che più band siciliane, più band cantano il siciliano, più cresce il progetto, più è facile, come dire, Più trovare terreno fertile. trovare terreno fertile, L'uso perché giusto. e infatti questo poi avviene con la maturità. Inizialmente la vedevo come una cosa che andasse un po' contro a quello che facevamo noi. È come quando due locali aprono vicino. È ovvio che se un locale si riempie, la gente che se non trova dovrà andare nell'altro. Se non c'è l'altro locale, Ma quando c'è una sana competizione, poi alla fine si cresce assieme in un certo senso. Il problema è quando non c'è questa sana competizione. Quello che invece È un fatto di intelligenza, ragazzi, è solo l'intelligenza. Intelligenza, Perché se tu lo ti so. rendi conto che l'arte, io dico sempre, è una consolazione che Dio ha mandato agli uomini, perché noi senza musica, senza Bellissimo teatro, questo. senza cabaret, senza pittura, senza libri, sarebbe una vita veramente triste. Allora, se tu parti da questo, perché devi dire che quell'arte è figlia di un Dio minore? Assolutamente. Tutte le arti, io ho sentito parlare, guardate, negli anni, voi fate due lavori per cui non potreste farle, voi levate lavoro a quelli che lavorano con suo travaglio. Io dico, ma io ho conosciuto artisti come Enzo Iannacci che faceva il chirurgo, come Roberto Vecchioni che faceva il professore, oppure Guccini che faceva il professore. Ora dico, e non credo che levavano lavoro a quelli che invece facevano il travaglio come Lucio Dalla, per dire, ma semplicemente l'arte è un'espressione. Se tu c'hai una cosa dentro che devi dare agli altri, ora dico, non è un fatto di lavoro, è un fatto semplicemente di donare agli altri, come fate voi. Io vi ho sentito cantare, siete bravissimi, la rivisitazione delle canzoni siciliane che fate sono veramente fatte bene, fatte con amore, si vede che ci credete, si vede che ci lavorate dietro, i video fatti bene. Allora Grazie. dico, questo fate voi, ma è secondo semplicemente a vostro consumo o è per la collettività? Se è per la collettività, di che cosa dobbiamo discutere? Dobbiamo discutere che tutti noi partecipiamo per il nostro piccolo a crescere quel bagaglio mostruoso che si chiama arte, che poi Perfetto. si esprime a livelli altissimi, come che so io, Van Gogh, o che si esprime a livelli mio, che è un livello piccolo, ma nel bagaglio totale è l'arte. L'arte, diceva Dostoevsky, ci salverà la bellezza. E io quando dico che salutiamo. Dostoevsky era collegato poco fa. Sì. Se non c'è la bellezza, allora tu vedi oggi, apri Facebook, odiatori, quelli che parlano male di quello che parla male vabbè. ma io dico, ma di che cosa dobbiamo discutere? Ma noi infatti, Siamo- guarda, ti dico una cosa, questo l'abbiamo imparato anche sulla nostra pelle. Qualsiasi video, qualsiasi Lavoro, videoclip, progetto. qualsiasi... Io vedo che molto spesso viene facile mettere non mi piace o criticare, però io ho visto, o abbiamo visto sulla nostra pelle, che
per Ma qualsiasi dietro- cosa anche piccola da fare, c'è un lavoro dietro, ci sono sacrifici. Poi una cosa può piacere o non può piacere, ma io non accetto mai l'attacco. Perché quando io vado a vedere anche su YouTube c'è gente che critica Vasco Rossi, che mette no a Vasco Rossi, quindi pensa se gente che può criticare Calandra e Calandra. Però non dobbiamo mai dimenticare che dietro anche una banalissima diretta anche stupida, comunque ci sono dei sacrifici, del tempo che tu stai rubando alla famiglia, dei soldi che hai investito, dico qualcosa anche pensata male ma pensata. Quindi io non sono dell'idea che bisogna sempre attaccare e buttare giù tutti. Assolutamente, io non Bisogna mi permetterò anche dare mai- coraggio a chi ha comunque delle idee. E non l'ho fatto mai, di mettere non mi piace, anche se è una persona che a me mi sta... Guarda, a pelle non andiamo d'accordo, dico, però non mi No, ma devi permetto dire mai. dove ti sta se ora Mi sta sulla pancia, Ah, forse ok. che bella grossa, ecco. Ok. Per cui, ecco, perché non voglio creare quel famoso odio che stiamo parlando. No, Per cui no, senti, non guarda, riesco, non siamo riesco a colleghi, farlo. colleghi giovani, guarda, io li chiamo, li sento, li metto sempre. E io poi ho una particolarità, nel mio profilo, nel profilo dello Scarrozzo che seguo io, condivido tutte le iniziative di tutti i colleghi. Allora, c'è uno spettacolo che fa Valentino, condiviso. C'è uno spettacolo che fa Nipotini, condiviso. C'è uno spettacolo che fa Ernesto, condiviso. Perché la mia bacheca deve essere, perché io ho 5.000 persone perché abbiamo quella personale, poi c'è il E poi c'è quella del gruppo, sì. ok, ma io nella mia personale metto questi perché la gente deve sapere dove sono i miei colleghi, dove c'è, cosa si fa stasera, se ci sono i Calandre che suonano, se c'è Marcello Mandreuzzi e Rosa Lorella che sono due carissimi amici miei che suonano in un locale. Ammirevole questo, anche perché non togli niente a te, diciamo, non è che stai facendo niente, Alla stai gente facendo... che vuole vedere lo Scarrozzo va a vedere lo Scarrozzo, non è che confonde, dice aspetta, voleva ir in tutto il non mi trovo. Però ma Così è. Va bene, noi possiamo mandare intanto un inserto, ad esempio, avete creato voi tanto tempo fa, sì, un inserto, sì, un inserto, Un e c'è la insetto, non sitcom, fa male, ragazzi. vediamo se la regia regge. Non si preoccupi, lo tengo io lo scatolo! Salghi, lei salghi, per favore, salghi! Totò, ciao Totò! Come? Wow, qua a casa nuova! Sì! Perché praticamente... No, ma c'è... stretto in condominio. Ecco, dico, può sembrare una stupidità, ma già pensarla, scriverla, fare una scena di questa, poi produrre una sitcom con tantissime puntate, scusa se mi muovo io, No, ma non riesco sei anche... tu che ti muovi, guarda, non pensare che hai... È la regia che non arregge, è la Non regia. pensare che questa sera stai diventando... ecco. Dico, c'è sicuramente dietro, ci sono dietro tantissimi sacrifici. Com'è nata Guarda- l'idea, ad esempio, della sitcom? Quante puntate avete ma- realizzato? Anche se andate in onda su tantissime emittenti siciliane, Sì, ma lo sì, ricordo. allora, a parte il presupposto che era il 2009, abbiamo pensato di fare una sitcom che costretti in condominio, tre che venivano cacciati dalle mogli, che erano sposati con tre sorelle, venivano cacciati dalle mogli perché inadeguati. E siccome quando tu sai bene che è una cosa che si scherza mai nella realtà, quando i mariti devono dare il mantenimento alle mogli, soldi non gliene restano, ed eravamo costretti a stare in condominio, che era una casetta piccola dove tutte e tre stavamo insieme. Con Avete tutte- anticipato la pandemia, diciamo? Il fatto Sì, di stare... bravo. Infatti molti mi hanno detto, cioè, ma proprio Cinzia Gizzi che mi ha intervistato ieri in radio a RGS, come lei è stata protagonista di una delle puntate. la Pisello, sì. La mia vicina. E Cinzia diceva questo, cioè, voi eravate già costretti in condominio prima della pandemia. Allora, la cosa bella, sai qual è stata questa cosa? Allora, abbiamo fatto una prima serie dove eravamo solo noi che facevamo tutto. Poi una seconda serie dove avevamo invitato una puntata Ernesto di 3 e un quarto, una puntata Gianni Nafa, una puntata Antonio Pandolfo, Giovanni Cangelosi, una puntata... Cioè abbiamo invitato i colleghi. Abbiamo fatto in tutto 17, una ventina di puntate. Quest'ultima Ok. era speciale Natale.
Ma la cosa particolare, sai qual è stata? Che nel 2011-12, ora non mi ricordo precisamente, esce il film Posto in piedi in paradiso di Verdone, che Ok. parla giustamente di tre scapoli, cioè di tre separati che vanno a abitare insieme in una Mi casa. ricordo questo film. Sì. Ora, noi, siccome questa sitcom, una puntata che si chiama Arriva il padrone di casa, è stata premiata al premio Rossellini a Roma, è arrivata al secondo posto in Italia come migliore sitcom, e noi abbiamo ricevuto una targa che è stata trasmessa, è stata fatta al teatro Tiberio di Roma, Fine Teatro, dove l'hanno pure riprodotta. Quindi ora non voglio dire che Un leggero dubbio è rimasto, ho capito. hai capito? Tu pensi che noi, siccome siamo persone poi di pace, a noi ci avevano consigliato, ci avevano pure consigliati con la SIAE, scrivete, venite a parlare. Ma io mi metto a scrivere dicendo, le idee sono di tutti, poi alla fine è un'idea di... perché Vabbè, c'erano magari avete molti dato spunto sicuramente perché però voglio dire, Se- meglio, un film di Verdone, io sono un fan di Verdone, quindi Siamo carità. per il quieto Però vivere. l'idea è molto carina, l'idea è gustosa, il fatto di vivere tre persone diverse insieme, con quello che doveva buttare la spazzatura non ci voleva dire, quello che portava i soldi a casa che ero io, Giorgio che faceva tutta la donnina di casa e Giuseppe non faceva niente. Avete Praticamente- anticipato anche il Grande Fratello, diciamo, per certi versi, perché vivere insieme non è facile stare, quindi precursori... Però è la cosa bella se ti diverti, però dietro ogni puntata, voi che sapete che significa fare TV, cioè c'erano ore, giorni di Preparazione. post-produzione, montaggio, rivedere, non è venuta bene andiamo a rivirli, ti devi ricordare che ti vestito t'aveva riso, allora cioè, noi abbiamo fatto due piccole cose nei film di Ficarra e Picone. Ora io per girare una scena che certe volte manco mi dio io perché è talmente veloce, sia nel 7 e l'8 che nel Andiamo a quel paese, cioè, 7 e l'8 ci abbiamo impiegato 2 giorni dalle 8 di mattina alle 8 di sera Mamma per girare mia. una scena che per noi è un minuto e Andiamo a quel paese pure 2 giorni vicino a Siracusa e cose varie. Infatti noi non lo possiamo fare in cinema perché lavorando è molto difficoltoso e ci vuole molto tempo. Per dire quanto tempo si impiega, che la gente non si rende conto, che vede il film che dura un'ora e mezza, vede una puntata che dura 8 minuti e dice, ma che hanno fatto? Senza sapere che per fare un film ci vogliono 3 mesi, 4 mesi di riprese e più Ma infatti- post-produzione. Allora, quando si gira effettivamente è Ma molto bisogna stancante. dire provate a fare anche voi per capire le difficoltà. È molto stancante, però io starei sempre veramente dietro la camera, va bene. sul set o anche, Anche sull'otto, Maurizio. vabbè, questa è scontata, vabbè, ne dai, posso scusa. dire, ma proprio, Allora, ma proprio... senti, io quando ho girato Andiamo a quel paese c'erano 46 gradi, eravamo in una casa a Siracusa dove non c'era ovviamente aria condizionata e ce n'erano 54 di gradi. Ma è stato E non hai a idea. Ispica? No, la scena Ortigia, dove ero io era girata a Siracusa. Era proprio quella Siracusa. del vicino, sì, che era proprio Siracusa città, che c'era il vicino, che in teoria nel film doveva essere Palermo, però non l'abbiamo girato a Siracusa perché loro hanno girato tutta quella zona da Rosolini, Ispica e cose varie. E quindi io ero il vicino che loro gli rubavano, erano attaccati alla corrente. Che io gli diceva, Sì, mi ricordo. Ma com'è che sei attaccato al tuo veramente è 2 anni che sono attaccato al tuo contatore. E per girare quella scena, ragazzi, i sudori, e allora sì, ti diverti 5 minuti, 10 minuti, poi le altre 7 ore, 8 ore, vorresti essere un dentista, vorresti ovunque, ma non vorresti essere là. Poi, per carità, Salve Valentino, sono simpaticissimi, noi ci conosciamo con loro da una vita, perché loro hanno iniziato quando si chiamavano i Chiamati Urbano Urgente, giravamo qualche spettacolo. Erano pure un trio, può essere erano un trio anche loro. Sì, c'era Salvo Corrello pure con loro e abbiamo fatto una serie di spettacoli pure insieme in giro. Una sera bellissima, abbiamo fatto uno spettacolo quando già loro erano in duo a Marina di Ragusa e durante tutta allora c'era che era uscito Gigi D'Alessio come era scoppiato come fenomeno e c'ero io che mi piaceva Gigi D'Alessio e Valentino e c'era Salvo che praticamente tutto il viaggio per Marina di Ragusa se l'è fatto con la testa fuori dalla macchina perché noi non solo mettevamo la cassetta ma cantavamo la scorciagola scusami di più non piaceva, scusami, e noi di più la cantavamo a squarciagola. Oppure, maledettissimo pezzo di... Ma non vi ha mai scusato comunque, da quello che capisco io. Valentino, però siccome c'avevo Valentino che praticamente era un fan, io e Giorgio Giuseppe che quando loro parlano, Giuseppe dorme quasi sempre nei viaggi, quindi diciamo fatto in fino allo zero, e Giorgio che si adegua. E c'era Salvo invece che praticamente non riusciva manco a stare, che gli veniva da vomitare.
Però noi abbiamo vinto, anche perché guidavo io, la macchina era mia. Certo. Per cui Sopra la mia macchina si ascolta quello che voglio io. Ah, Invece, uno dei ricordi più belli, cioè insieme, qual è il momento che ricordate con maggior piacere? Una delle emozioni che vi è rimasta comunque dentro, in tutto quello che avete fatto, perché voi avete un curriculum che ma è guarda, impossibile, guarda, io ho stampato qualcosa, no, ma no, ma è finita la carta. è- bellissimo. è impressionante. 28 anni, non è che stiamo, cioè, per Lo fare so, tutte no, queste no. cose sono 28 anni. Cioè, Impressionante. allora, sicuramente ci sono delle cose che porti nel cuore, come il premio Troisi. Allora, noi fondamentalmente siamo nati grazie al fatto che eravamo innamorati di Massimo Troisi. Noi facevamo così tra di noi, solo a livello amatoriale, il Minollo, Annunciazione, Giorgio Ah, faceva sì. la parte di Troisi, facevo la parte Anche del perché quindi diciamo Troisi inizialmente erano un trio, si chiamavano sì, la Smorfia. La Smorfia, perfetto. Lello Arena, se non ricordo male, Sì. giusto? E Massimo. c'è Enzo De Caro. Enzo De Caro, Sì. quello con gli E occhi quindi azzurri, dicevo che suonava la chitarra. noi quando è morto Massimo Troisi è come se mi fosse morto un fratello maggiore, per dirti l'affetto che ci legava. Quando siamo stati chiamati a fare il premio Troisi, e l'abbiamo fatto a San Giorgio a Cremano, e tra l'altro siamo arrivati al Ah. secondo posto, c'erano 4.000 persone, quella sera in giuria c'era la Reggiani, insomma una giuria di qualità. Allora, il fatto stesso di aver partecipato, di essere stati poi lì nei posti, nel teatro dove si esibiva Troisi, quello quando ci hanno chiamato sul palco, hanno detto il premio Troisi, queste cose, pure siamo andati al secondo posto, non ha importanza. Io Ma potevo non avere era solo- tanto questo, sì, riusciamo a capire quello che vuoi dire. Quella è un'emozione forte. Allora, pensare di essere stato a San Giorgio a Cremano, del premio intitolato a Massimo Troisi, quella è un'emozione, perché sai, tu cresci con dei vivi che ti Punti porti di nel rifer- cuore. certo, Anche certo. se, per esempio, ora dico la follia dei vivi. Voi pensate che nel 1990 eravamo a fare spettacoli al DAG. DAG era un locale a Palermo molto, molto conosciuto, dove Ok. ci andava un sacco di gente. E mentre facevamo lo spettacolo, diciamo, ragazzi, dice, alla fine dovete andare in quel tavolo perché c'è Al Pacino e John Savage che vogliono bere una cosa con voi. Cioè, praticamente Veramente? si girava il Padrino 3 a Palermo e quelli, siccome la sera dopo che finivano le cose andavano al taglio a bere, noi facevamo lo spettacolo lì e noi siamo stati seduti con Al Pacino e John Savage al tavolo. Allora Al Pacino parlava, John Savage era amniaco totale. Praticamente Non credo che abbia pervenuto. visto niente. Non pervenuto. Però ora pensi che se c'erano i cellulari avremmo fatto il selfie, come Certo, Appunto. certo. Ma infatti Ma le cose che abbiamo detto a Valentino sono queste. la cosa triste, diciamo, Cioè, del periodo vostro è che il periodo vostro è anche nostro cioè, musicalmente. voi avete avuto il cabaret, il teatro, quello storico, secondo me è insuperabile perché tutte le idee... È rimasto nelle mente, nei pensieri delle persone, ma non c'è fisicamente non puoi non c'è toccare prova, nulla. non c'è traccia, perché dice, ma stai dicendo questa dice, voi dovete credere a quello che dico io. No, no, ma- No, no, ma noi- Ma noi ci crediamo perché sappiamo cosa significa stare nel mondo artistico. Però appunto manca quella cosa che dice guarda, ma non Certo. per gli altri, ma anche per te, perché Cioè tu No, pensa oggi perché avere poi- un bellissimo ricordo come questo anche... è un sogno, tu lo hai come Sì, un sì, sì. momento che hai sognato. ce l'hai nella tua mente, è ovvio questo che... Sì, sì. E Noi invece- abbiamo fatto una serie di spettacoli con cantanti, Bobby Tolo, con Little Tony, con come si chiama, Teddy Ren. Cioè, abbiamo fatto, io se mettessi in fila tutti quelli, e di questi ho delle foto, per cui Ah. non è che sono, queste sono sì, perché a quei tempi le foto le facevamo, eravamo al teatro Dante, ma tu pensa che noi facciamo spettacoli al convento, perché per anni abbiamo fatto spettacolo al convento, quando il convento era di Giorgio Libasti, grande persona pure come Raffaele Sabato. Noi praticamente andavamo lì e stasera viene Pippo Franco, si vede lo spettacolo, stasera c'è come si chiama, Gino Latilla, non sapevo manco chi era, invece Gino Cantante, Latilla, cantante. no, abbiamo conosciuto che loro facevano gli anni 60, Abbiamo avuto il piacere di giravano stare la assieme Sicilia con con Gino Carla Boni, Gino Latilla, Rocky Roberts, Giovanna. Giovanna, Rocky Roberts, Vilma Goic, Vilma Goic. Dino. Dino. Noi ogni sera finivamo lo spettacolo ed eravamo sempre a prendere una cosa con queste persone. E noi Quel- avevamo 20 anni, 22. ma quelli erano gli anni dove c'era la piazza, cioè c'era la partecipazione della piazza, l'artista veniva visto veramente L'artista come... era l'artista cioè, con la con i carabinieri, io mi ricordo di queste cose, c'era il servizio d'ordine proprio per evitare... Ragazzi, noi al convento facevamo i pienoni giovedì, venerdì, sabato 9, 3 e un quarto, tutti quelli che andavano al convento. Da giovedì alla domenica si prenotava
mesi, perché era una formula spaziale, Spettacolo, per quei tempi spettacolo. 50.000 lire, ragazzi che erano piccioli, voi siete più giovani di me, 50.000 No, no, lire ma- si pagava. Non lo ricordiamo bene, quello più giovane di te, praticamente- scusa maestro, perché più giovane? Quanti anni hai tu? Io ho No? 56 anni. Va bene, 56. allora mi fermo, io mi fermo. Appunto. Allora, No, dicevo, si pagava- sono avanti per si, questo. si pagava in un periodo 35.000, poi arrivavo a 50.000 e ti vedevi, mangiavi e c'era lo spettacolo, ma il mangiare era chi giochi il pasto con niente, cioè ti gustavano un piatto di pasta di sugo, una fetta di carne, acqua dal rubinetto, perché arrivava e dicevi, ma lei se viene convento che vuole mangiare. Chiedo che passo E con poi me. c'erano gli spettacoli che duravano mesi, con la gente che dal giovedì alla domenica affollava i botteghini, cosa che oggi non Oggi è è più lo stesso difficile, cosa. è Lo difficile. spettacolo lo scrivi, fai 2 o 3 repliche in teatro, poi se sei fortunato ne fai altri 3 in altro teatro e poi fai le stagioni, ma chi tiene 3-4 mesi nei teatri non esiste più. Certo, certo. Poi È c'era- cambiato tutto, ma anche nella musica, nella discografia sono successe cose incredibili. Un'ultima domanda invece. Sì. Qual è un tuo rimpianto, una cosa che comunque o tu o del gruppo che vi manca, che vorreste realizzare, un progetto magari a cui state lavorando e non si può mai sapere, dico, riusciamo a Allora. coronare anche questo sogno? Allora, il concetto è, noi adesso facciamo questi spettacoli che abbiamo, ma penso che faremo la stagione. Abbiamo già lo spettacolo, faremo nella rassegna del Teatro Savio, con un'opera scritta da noi insieme con Gustavo Scirè. Quindi, Ok. ne abbiamo fatto già una, quindi scritta un'opera a 4 mani con Gustavo, che è un altro Certo, genio. certo, certo. Panorama, e saremo a novembre al Teatro Savio in abbonamento. Poi abbiamo lo spettacolo Il Vicolo dell'Acqua che dovrebbe circuitare, abbiamo fatto solo pochissime repliche, che diciamo da un punto di vista stiamo scrivendo uno spettacolo di cabaret per cui dico questo un film, ma un film piccino, un Alessandro un film di Moscio. Allora il principio è che oggi io dico semplicemente voglio continuare a divertirmi, perché io ho fatto sempre il cabaret, noi abbiamo fatto il cabaret solo di Giorgio, io, Giorgio e Giuseppe ci siamo sempre divertiti. È un modo per uscire, è un modo per restare stupidi. Conoscere, stare in mezzo alla gente, questo No, ma sicuramente. perché se tu fai cose stupide, ti dicono io è l'uomo. Se invece tu fai cose stupide, ma sei cabarettista, mica è bravo. Capito? Allora il principio è continuare ad essere bambini, continuare a fare le cose folli, senza che nessuno possa dire su fuori. Ma devono dire no, sono cabarettista. Allora il cabarettista ha questa licenza di poter dire e fare quello che vuole, giustificata. Cioè non è una cosa che deve andare giustificata. Ce l'hai una licenza per uccidere 007, licenza di riminchiato. Lo scarro. Sì. Però ce l'ha. Occorre avere il patentino anche per questo. Mandiamo un inserto visto che l'hanno nominato il Vicolo dell'Acqua. Vicolo dell'Acqua. Ma fra l'altro, sì, mandiamolo. Uran, Giovanni Uran, giù. Sì. Poi c'è Umenzano. Che si chiama? Umenzano. Ah, Umenzano. Ma che nome è Umenzano? E che io faccio a crescere, in crescenza. Ah, quindi... E che aspetta a fare te? Che mi mette in regola, principalmente. Miserabile subito. Perché non nato sì un sacco di patate, però hai utilizzato la patate, capito? Oh, guarda che cosa, mi ho dimenticato il portafoglio giusto nella macchina. O tempo che va più che sono... No. Aspetta secca. Che non ci dico a lei. Non venuto a mi spiegare questa fortuna macchina. Se no, non mi pagano il cavallo. Lei che non se ne va, se non mi paga la vai. Sì, ma appunto, non c'è pago sul portafoglio nella macchina. Ci penso io. E allora la statua della Madonna la porto io in prima fila. Del resto l'hai buttata troppo bella. La verità è troppo bella. Allora, lei si mette avanti che auto. Certo. I radici va a mettere a chiedere quante perché va a fare faule. La Madonna cammina a boccata così. E pare che si sente male. E pare che stiamo mettendo tutto sul conto. Ci manco solo fazzoletto mio caseria. Spettacolo. Che poi devo dire una cosa: il palco, il teatro, veramente è la forma d'arte più bella che ci sia. Poi sentire la gente, il calore, Quello che completa l'artista. È una cosa che a noi manca. Tu lo sai, a me veramente piacerebbe Noi fare. non abbiamo fatto mai teatro, Mai non lo teatro. facciamo, ma non lo facciamo, Maurizio. Si svuota. Ma non è vero. Ma già sono vuoti. Ah, già sono vuoti.
voi i tempi li avete del teatro, io vi Tu conosco, dici? abbiamo fatto pure delle trasmissioni insieme, siamo venuti ad Alcamo un paio di volte, Sì. e i tempi voi li avete. Il principio è I tempi semplicemente- morti abbiamo. No, provare. Se tu provi a fare delle cose, non è che per forza, cioè, allora noi facciamo un teatro più popolare, noi abbiamo fatto un teatro con Zappalà, con Luciana Turina, abbiamo fatto il teatro, una cosa bellissima con il musical di Padre Pino Puglisi. Padre Pino Puglisi, sì. Col Papa, quando è venuto, abbiamo fatto un pezzo davanti al Papa, poi abbiamo fatto 4 serate al Teatro di Vettura Con Giunio il la regia Russo e Paolo... sì, con Enzo Paolo Tutti, che Enzo faceva Paolo la regia, che siamo sentiti proprio questa settimana, perché adesso faremo uno spettacolo dimenticavo con Enzo Paolo, lo faremo al Teatro Vinceva Zappalà, quello alla Mondello, all'aperto insieme con lui, quindi c'è un'altra data. Per cui ti dicevo, in quell'occasione lì allora tu hai regia, prove, noi siamo stati 3 mesi a provare, una regista, con Enzo Paolo c'era una regista che veniva da Roma. Allora quel tipo di teatro lì è un teatro che ti prende, ti coinvolge, però ti impegna molto. Poi c'è il teatro popolare, che è quello che ti suggerisco, che è il teatro della libertà. Cioè noi non abbiamo né fai 5 passi e dici la battuta, fai quello che vuoi. Che è Ok. quello del teatro. L'esperienza sicuramente vi aiuta tantissimo. E noi abbiamo problemi di memoria, ad esempio, molto spesso abbiamo problemi. E questa è una delle cose che mi ha fatto tirare sempre Fai indietro. teatro, allora Giuseppe è la persona che si ascolta pure che mangiò ieri, però quando si Sarà il mette nome. la trova, cioè, quindi il teatro ti sprona a trovare la memoria. Noi abbiamo lavorato con gente di 82-83 anni che si ricordavano le battute perfettamente, semplicemente perché se è un muscolo, se tu eserciti il muscolo si muove. Noi abbiamo fatto una cosa, mi ricordo, bellissima a Monte Pellegrino, dove c'era una compagnia di 30-40 persone. Monte Pellegrino Festival era una cosa meravigliosa, dove Palermo si muoveva, c'erano 3-4 mila persone a sera, pure che c'era Fide. Abbiamo fatto Viva Santa Rosalia, mi ricordo, con Raffaele Sabato, allora c'era Lollo Franco, Angelo Brutera, e lì facevamo noi il teatro popolare con regia, perché Angelo era molto bravo, e quello è un altro tipo di teatro. Per cui dico, uno si può scegliere, la libertà del teatro, tu ti scegli quello che si addice a te, cioè, capisci? Per questo dico lo potete fare tranquillamente. Voi vedete quale tipo di teatro, e quel teatro lì state tranquilli che non è voi che vi dovete adattare, sarà il teatro magicamente che si adatterà a voi. Questa è la bellezza del Va bene, teatro. magari un giorno ci proveremo. Proveremo a fare un teatrino. magari. Sì, no, ma magari veniamo ad assistere a qualcosa e ci date anche delle dritte e dei Io consigli. invece da tutto quello che abbiamo detto ho capito che parlando con Enzo, che effettivamente è il gruppo più datato che abbiamo incontrato. Sì, sì. Datato non degli anni, No, cioè con capito, più date. come anni. No, in questo momento con in più questo- date, con no, più con date. più date, con più date. Quindi, da fare. quindi Ah, di questo dai, noi dai, siamo dai. di questo noi siamo felicissimi. Felici perché ci dai Ti auguriamo, speranza. vi auguriamo anzi ancora tantissime date. E Enzo, è stato un piacere averti Piacere, è stato mio il piacere di avere potuto condividere con delle persone simpatiche come voi, quelli che ci ascoltano, un pezzo della nostra giornata. Guarda, hai un modo di parlare anestetico. Perché Cioè, io non mi sono accorto che come passa il tempo. Guarda, starei ad ascoltarti ore, ma abbiamo anche degli Però altri non ospiti. è- Abbiamo anche altri ospiti in linea. Ci dispiace, ma ci saranno anche altre occasioni. Ma occasione live. Assolutamente, proprio. ragazzi, Ancora più bocca al bello. lupo. Grazie anche a voi. Ci saluti sia Giuseppe che Giorgio. E gioco. Ho Alla detto? prossima. Ok, va bene. Pensavo di aver sbagliato il nome. No, dai. Ok, Oh, ok, ciao, grazie. Ciao. A presto. ciao. Mamma mia, scusate, Vabbè, scusate ma per è l'anticipo, incazzato, è si incazzato. vede già. Però si non vede. è un falso quando è No, incazzato. no, quando è incazzato si vede. Si vede. Scusate per l'anticipo della puntata, ma non so se avete seguito, come dire, è stato molto bravo, ci ha anestesizzato. Aspetta, io ho visto No, abbiamo visto l'orologio ora, quindi la prossima volta dobbiamo mettere uno qua con la sveglia proprio. Sì, proprio Scusateci ancora. E allora, che piacere Buonasera. intanto. Buonasera a voi. ragazzi. Ma Paolo è vivo? Ciao ragazzi. Ciao Paolo. Sono forse mi senti? Diciamo Allora, che io- dimmi. Vi dico la verità, ho un problema perché sono
una casa contratta a Granelli, ho fatto 2 giorni a mare e sono con il wifi portatile, ma qui non è che ci sia una grande ricezione, quindi mi auguro Speriamo, che, insomma, riusciamo, male che vada, vi lascio in buona compagnia. No, vabbè, comunque fino a quello che hai detto abbiamo capito Fino tutto. adesso ti abbiamo capito, quindi... Per cui, per ora ci siamo, per ora ci siamo. E allora? E allora, da dove cominciamo? Da dove Qual è cominciamo? Il problema è qui, da dove Partiamo da qua intanto. Come nasce il gruppo? Come nascono i falsi d'autore? Chi è stata la mente? Da dove nasce questo progetto? Il progetto nasce da me, nel senso che io, tra l'altro, mi avrebbe fatto piacere far sapere all'ospite di prima che sono un fan, ero un bambino di primo pelo, ero abbastanza giovane al punto da prendere loro come diciamo miei miti. Come punto di riferimento, diciamo anche. Esatto, a livello locale, io li amavo e li amo ancora oggi, anche se, ripeto, magari dopo ti lascio anche i numeri, vi faccio mettere in contatto, dico se ti fa piacere. Con piacere, Anche... ma ripeto, loro non sanno il minimo chi sia, ma io solo, perché ti ricordo i primi passi nel cabaret con un altro gruppo che si chiamava Danza con le Ombre, e loro erano già quelli che poi in effetti hanno fatto la televisione locale in quegli anni. E quindi io comincio la mia carriera, diciamo, tra virgolette, di cabarettista a circa 20 anni, quindi 30 anni fa. E poi nel 2013 mi stanco del solito cabaret fatto, diciamo, dello sketch, eccetera, eccetera, e dopo 20 anni di onorata carriera con questi ex amici, insomma, dei Danza con le Ombre, ci separiamo. Allora mi piglio un anno sabbatico e poi torna un mio progetto vecchio, che era quello di fare musica e cabaret. Che secondo me è la formula vincente, diciamo, se così vogliamo. Sì, esatto, tra l'altro, siccome io imitavo anche, mi piaceva fare anche l'imitatore, ma non mi sono mai ritenuto un bravo imitatore, avevo abbandonato, diciamo, questa mia passione dell'imitazione. E però poi l'ho rimessa dentro in questo calderone e più che imitare, o meglio, più che puntare alla perfezione nell'imitazione, ho puntato alla caratterizzazione. Sì, ok. Che è una cosa molto più, diciamo, bella da un punto di vista cabarettistico e mi permette anche di non essere perfetto certo. In quel modo, come dire, è facile in quel modo giudicare, ma se uno... Ma infatti diventa un falso. Perfetto, senso, ecco, da lì nasce anche... Penso che il falso nasca anche da questo. Bravo, da qui nasce il nome d'autore, perché nella mia idea c'era di fare un spettacolo dove io dovevo far uscire Renato Zero, Vasco Rossi, cioè, e quindi fare il falso d'autore. Nome azzeccatissimo, fra l'altro, perché è molto bello, da logo, da slogan, è molto, molto bello. Spesso, come dire... la grafica o il nome di una band, di un gruppo è fondamentale anche per il successo, per restare tu anche pensa una cosa, io avevo un gruppo che facevo gli anni 60 e l'abbiamo chiamato Oasi. Abbiamo sbagliato una cosa, non abbiamo messo la S finale. Oasis, esatto, sì. Tu vedi, con la S finale loro hanno raggiunto il successore, noi Oasi. Già eravate famosi. La gente ci sono gli Oasis, ad esempio a Pachino, magari erano loro e restavano pure delusi, però magari quella sera con la S, una S, vedi cosa fa? Cosa cambia la vita. Salvatore, invece, tu oltre a fare la Gioconda, perché buonasera. Ciao Paolo. Intanto mi hai tenuto compagnia in questa quarantena, perché mamma mia, con Salvatore. Ecco perché non mi cercavi. Uno ogni minuto, fa un video ogni minuto, una barzelletta ogni minuto, una battuta ogni minuto. È impressionante quello che fa. No, non conoscevo. Tutte le applicazioni dei telefonini le ha utilizzate, lo vedevo giovane, vecchio, bambino, donna, uomo, indeciso, cioè proprio... Come indeciso? Era indeciso. Dimmi, Salvo. No, stavo dicendo, Paolo, tu non lo sai, ma io sono un suo fan. Li ho conosciuti con un brano siciliano di Busciana, che l'attore era Ivan Fiore. Mi sono innamorato di questi ragazzi. Grazie, Salvatore.
sì. E noi l'abbiamo saputo da poco. Ivan, cioè, veramente me l'aveva detto, ma non riuscivo io a collegare chi fosse dei falsi d'autore, quello innamorato di noi. Quindi nell'indecisione, quando me l'ha detto Ivan, poi io ti ho chiesto comunque l'amicizia, e da lì poi è nato questo, e siamo qua anche per questo, quindi vedi i percorsi della vita. C'è un video che avete fatto nel vostro videoclip in matrimonio. Sì. È qualche cosa di spettacolare. Secondo me deve essere, come si dice, patrimonio dell'UNESCO. Guarda, io ti posso dire, noi abbiamo realizzato Mi 15... stai emozionando, Salvatore. Abbiamo realizzato noi 15 videoclip, però misteriosamente questo ha quasi raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, ha avuto un percorso tutto suo, ha vinto tantissimi premi in cortometraggi, anche diciamo all'estero, a Milano, a Roma, a Taranto, quindi dimenticando per un attimo anche il fatto che cantiamo in dialetto o la lingua siciliana, se così vogliamo. Ed è stato anche scelto, noi la settimana scorsa è venuta la RAI qua con Raffaele Festa Campanile e Fabrizio Berruti, che sono gli autori poi di Chi l'ha visto, di Un giorno in pretura, comunque hanno un taglio diverso, che sono usciti con un format nuovo e hanno scelto, guarda caso, Siciliano Tipusciano come video, L'Umatrimonio, è una serenata che abbiamo presentato da poco, perché come video, sì, è come stata video. scritta 6 anni fa, che farà da conduttore poi al programma, quindi avremo mezz'ora in nazionale grazie ai videoclip che comunque parlano di Sicilia. Questo è il nostro messaggio, quindi diciamo i tuoi gusti sono azzeccati, perché sono stati scelti anche dagli autori RAI. Ma parliamo di voi invece. Hanno trovato, esatto. Parliamo di voi, siete, come dire, vi faccio questa confessione io allora. Dove abitiamo noi, purtroppo non si vede Antenna Sicilia. Noi abitiamo alla periferia di Alcamo e abbiamo la montagna dietro la nostra casa, e quindi abbiamo problemi di segnale. Il digitale non c'è. Ma quando noi giravamo la Sicilia, facevamo le serate, questo ve lo dico veramente con il cuore, non ho motivo di mentire. Spesso in hotel, noi, diciamo che serviva solo per appoggiare le spalle, perché noi dormiamo veramente poco. E io cercavo Antenna Sicilia, guarda, io ho tantissimi amici cabarettisti, quindi non voglio, come dire, incartarmi, ma cercavo voi. No, vero. Il padre, come si chiama lo sketch delle Buscoglione. E io te l'ho scritto Buscoglione. Perfetto. E quindi io aspettavo voi e i vostri sketch, che molto spesso insieme fanno ma anche quando il TG, per il esempio, TG. Credetemi, non lo dico per... Cosa, lo chiedo così, effettivamente voi siete una band, siete un gruppo, siete una band, perché... Anche. E come viene ripartito il lavoro di squadra? Nel senso, se voi fate il TG siete in 3, mi sembra, giusto? Sì, no, cambiano, a volte diciamo le presentatrici del TG erano diverse. Sì, no, lo dico, comunque c'è un lavoro di squadra e all'interno non c'è nessuna remora, non so come... vuol dire che sanno tenere bene... Non so se... come funziona, forse non è stato chiaro. No, ho capito perfettamente cosa vuole dire e ti rispondo perché ho capito perfettamente. È difficile, o meglio, sarebbe stato difficile se a gestire tutto questo non ci fossi stato io. Cioè, nel senso che io ho sempre rifiutato ogni serata che magari presupponeva soltanto la presenza mia. Ok. Allora dicevo no, o tutti o nessuno. Per cui i ragazzi hanno sempre accettato che magari a fare il gol fossi io, Salvatore, perché sapevano che in effetti il gol lo segno io o lo segna Salvatore. Però è un lavoro di squadra. Che gioca è sempre quella. Certo. E quindi sono stati anche molto maturi loro, qualcuno che abbiamo perso poi per strada, perché ma ci sta, ma per tanti altri motivi pure, questo succede nella vita. Però adesso siamo veramente calibrati perfettamente, dove ognuno sa i propri ruoli e si sa anche che purtroppo non possiamo fare una diretta con Calandro e Calandro ed essere in 9, giusto? Certo, allora, certo. La cosa che sanno
è che quando noi ci presentiamo, non ci presentiamo come Paolo e Salvatore, ma come falsi d'autore. Ok. Questo è un discorso di serietà da parte No, vostra. C'è un'intelligenza, possiamo dire, proprio. No, è arrivato bene il messaggio. Io infatti volevo... Mandiamo intanto un primo inserto padre Buscoglione. proprio perché padre Paolo non si sente, quindi per un attimo mandiamo un inserto. Se la regia regge. Regge. Vediamo se regge. Dai che regge. Buonanotte e benvenuti a una nuova puntata di Chupa Chups Breaks. Allora, vediamo chi entrerà per primo in questo bellissimo autogrill a caffè. Vedremo cosa vorrà dirci. Vediamo chi è uno dei nostri primi clienti. Buonasera, lei quando arriva qui in autogrill cosa compra per prima cosa? Anticongestionale. A che cosa ci serve l'anticongestionale? A preservare il preservativo. A cosa? A mettere una cosa. Per quando faccio un... sicuro. Sesso? Strada. Va bene. La puntata di Chupa Chups Bricks. No, comunque... No. Vabbè, la regia non la regge. regia non ha detto, però questo era padre Buscoglione quando era... Prima di entrare in seminario. Esatto. Prima di inseminare. Vabbè, poi ci passiamo perché... No, ma abbiamo altri inserti a me vostri. piace tantissimo, per cui... Vabbè, un'anteprima. Allora, queste cose effettivamente ve le studiate, cioè come nascono? Ma tu sentivi le risate che c'erano? Perché Sì. ho visto che c'era la persona che lavorava sicuramente lì all'interno. Ma come si fanno a non E sorridere? rideva alla grande, per cui... Va bene. Dicevamo appunto, cioè siete molto, come dire, guarda, andiamo a getto o comunque scrivete qualcosa e poi lasciate andare spazio all'improvvisazione. Perché poi ho visto un messaggio tuo che dovevi chiedere per aiutare, stavate facendo una donazione, hai fatto 12 collegamenti, sei stato, come dire, micidiale sotto questo punto di vista, ma sei stato anche speciale perché hai lasciato tutto per come. Ma quando dico la mente non riesci, ma poi l'hai fatto, sei riuscito a completarlo questo video. Sì, poi alla fine credo al 14° tentativo ce l'ho fatta. Ma poi la cosa strana è che più mi arrabbiavo con me stesso, ma io vero non ci più riesco. poi alla fine riuscivo a sbagliare, tant'è che poi dicevo, ma che cosa mi sta succedendo? Perché dico, può capitare che si sbagli, ma proprio non riuscivo a trovare il... C'era sempre qualcosa che ti faceva inceppare. Però è bellissima Esatto. così, esce fuori la spontaneità, perché non è da tutti, dico magari un altro non avrebbe postato questo video, ma è bellissimo perché alla fine è in tilt anche lui, cioè si vede proprio, dice ma sono io o... Vabbè, ma guarda, poi siamo lì, i cabarettisti hanno libero arbitrio, per cui qualcuno pensa, guarda come l'ha studiato bene, ha fatto tutto questo perché è da cabaret, è da cabaret. Va bene. Allora, però voglio... Invece il video di prima non era preparato. Ah, ok. No. Stavamo ritornando da uno spettacolo, ci siamo fermati all'autogrill ed è nato così. Bella cosa. Si vede, ma quando è così arrivi ancora più diretto, diciamo, quando è una cosa spontanea è ancora più bella. Ma parliamo di voi. Cosa ha affermato? Perché voi siete una macchina da guerra comunque. Siete ovunque, in TV, lavorate da Sicilia Cabaret insieme alle piazze. Se non sbaglio siete con la Tolomeo Spettacolo, è vero? Abbiamo due agenzie, Tolomeo Spettacoli e Ocean Spettacoli. E Ocean Spettacoli, perfetto. Che cosa avevate in progetto? Quante date comunque sono saltate, visto quello che è successo? Purtroppo tantissime perché chiaramente avevamo un calendario molto ricco già a gennaio,
solo nel mese di marzo e aprile avevamo 12-13 serate, che sono i mesi Mamma mia. meno forti, e quelli sono saltati. Adesso abbiamo ripreso. Sì, ho letto che avete qualche data, ovviamente. Sì, ma parliamo di qualche data, per cui, però insomma, meglio di niente, ne approfitteremo per stare un po' con le famiglie, insomma, poi alla fine, per non perdere l'abitudine di calcare il palcoscenico, perché insomma... Sì, appunto, questo comunque sono dei segnali anche di, come dire, chiamiamole di ripartenza, perché ci fanno illudere, perché spero che finisca tutto ciò molto presto, di ritornare alla normalità, che poi c'è bisogno di stare un po' spensierati, perché i problemi non ne mancano, questo lo sappiamo. Ti scusiamo. Scusate, ma poi io tanto male non stavo in quarantena. Perché noi l'abbiamo visto, che tu non l'hai sofferta questa quarantena. Ma spiegaci perché. Spiegaci perché, Salvo. Ti immagino non devo andare al lavoro, il divano, bello. Te lo sei goduto questo divano, già è ora di cambiarlo, secondo me. Almeno i soldi spesi. Ah, giusto, sono giusto. stati sfruttati. Non ci avevamo pensato. Hai ragione, effettivamente. E allora, qual è tanto la prossima data vostra? Dove sarete? Allora, il 3 luglio saremo quindi in un locale. Sì, di provincia di Siracusa, il 4 luglio in un altro locale, e poi facciamo 18 e 19, se non mi sbaglio, a Cattolica Racrea, in un teatro, con Insieme Tour, e poi il 25 siamo in un altro locale, il 26 siamo a Marina di Ragusa o Modica, adesso non mi ricordo come Ragusa. in anfiteatro. Ok. Tu hai segnato la data? No, perché l'ha detto Salvatore, quindi mi fido di Salvatore. Sembra che era la terza agenzia. No. Magari. Per memoria devo dire, io mi appoggio a Salvatore, io memoria zero. Vero? Datemi libertà e vado avanti, datemi un copione e mi ammazzate. Ma fra l'altro noi ti abbiamo visto nel film che è uscito di recente, e quindi come sei andato tu? Senza copione. Senza copione? Cioè ti hanno detto... Sì, anche perché dovevo soltanto ridere, quindi non c'era bisogno del copione. Non c'è bisogno. È una scena, A volte, devo dire qualcosa di devo essere sincero. Dimmi, Salvo. Paolo, a volte hai sbagliato la vocale, ma secondo era scritto certo. Quindi il copione copione... però l'ha fatto bene. Ah, ok. Però ha un vantaggio, nessuno può dire che è un copione. Certo. No, infatti, bravissimo. Ma quando te le studi tu queste? Ma ora mi sono venute, ma io vado a ruota libera pure. A braccio, tu vai a perché braccio. guarda, ho scritto con un sacco di cose, ma non riesco a leggere, perché non ci vedo. Allora cambia occhiali. Scrivo. Ecco, vabbè. Cambia occhiali. Guarda, metti quelli miei, vediamo se... Che cosa succede. Facciamo un cambio, ragazzi, questa è la prima volta che scambiamo gli occhiali. Tabù, preciso. Va bene, allora vediamo se la regia questa volta regge. Vediamo se e manda io non lo so l'inserto quello giusto. Padre. Buscoglione. Che poi su Buscoglione... mi ricorda Buttiglione. No, vai, a me ricorda altre cose. Altre cose Buscoglione. Sì, alleluia. Figliolo, accomodo Matti. In nome del Filibus, Ambidus, Adus, Disbidus, Bifidus Essensis. Che cosa ho detto? Non lo so, però l'ho detto bene. Figliolo, dimmi, parla. Che c'è? Ho rovinato il mio matrimonio. Non sei il primo e non sarai neanche l'ultimo. Perché come dicevano i latini, ultibus, ultimum. Che cosa ho detto? Non lo so. Però l'ho detto bene. Padre, che hai fatto? Ho fatto tutto nel giorno del mio compleanno, padre. Ho rovinato il mio matrimonio. Ma racconta, figliolo, non fammi stare sulle spigne. Praticamente era il giorno del mio matrimonio, il mio compleanno. Mi sono alzato. Generalmente quando faccio il compleanno mi fanno subito gli auguri. I miei figli, anche su Facebook. Ecco, quella mattina no.
abbiamo fatto colazione, ma come mai non mi stanno facendo gli auguri? Sai, Nessuno. me ne sono andata a casa morto, padre, morto! E vabbè, può capitare, figliolo. Vabbè, ora mi rifaccio al lavoro, ho pensato. Arrivo al lavoro, i miei colleghi, nessuno. E vabbè, figliolo, è un compleanno, non è che... Dai, è rovinato un matrimonio per questo, ma che ha fatto? Che fatto? Praticamente appena sono arrivato in ufficio è arrivata la mia segretaria, l'unica che mi ha fatto gli auguri! Bravo, e qual è il problema, figliolo? Mi ha fatto il regalino, mi ha regalato i fiori. Va bene, e quindi? E quindi mi ha invitato anche a cena. Che cosa dovevo fare io? Hai accettato? Sì. E vabbè, e poi? Siamo andati a casa sua e siamo rimasti da solo. Da solo, con lei? E mi ha detto, capo, ti piace la mia casa? Bella. E era bella! E vabbè, la casa è bella, lo devi mettere a piangere, figliolo. Non lo so. E mi quindi? Ha detto, capo, se mette a suo agio io mi vado a cambiare in bagno. Casemo, sì, che bello. Ah, la figa è fatta, Ah, figo, scusa. Mi sono spogliato, padre. Nudo? Nudo. Come un verme? Sì. Porca miseria. Perché sono un verme, padre. E perché? Mi sono un verme. E allora? Perché mi sono a divano tutto nudo, a casa, ora bene. Certo. Dopo qualche secondo è entrato mia moglie, i miei figli, i miei colleghi di lavoro, praticamente era una festa a sorpresa. Ma non sei proprio un cretino, sei. Sono un cretino, vero? Come si dice in latino, excusatio, non pedizia, esti cazzi manifestia. In questo è latino, In questi casi tu sei stato l'artefice del tuo destino. E sono un cretino, vero? Sei un cretino. Certo che sei un cretino. Ma lo vede, padre, c'ho questa lacrima sul viso. Da una lacrima sul viso ho capito tante cose che vuoi fare tanti mesi ormai. Vabbè. Questo è il problema, ho un cuore matto. Un cuore matto? Che ci crede ancora? E ti perdona in tutto quel che fai? Ma non essere mia e non sarai. Che cosa ho detto? Non lo so. Però l'ho detto bene. Mi manca mia moglie Alice. Ti chiama Alice? Sì. Alice guarda i gatti e i gatti guardano Alice e tutte e due guardano il sole e passano la nata così. Sì. Che cosa ho detto? Non lo so. Però l'ho detto bene. Ma dove abiti tu, giovane mio? In via Gluck. Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Permesso. Io gli domando, Vigna, non sei contento? Permesso. Che vai finalmente Padre, mi a stare in scusi, città. la disturbo? La disturbo? No, però se vuole. Padre, dica. ma mi inginocchio? No, poi dopo, quando... Non fare così, figliola. Parla, figliola. Tu, silenzio. Allora, ho una cosa qui proprio. Hai visto? Appena se ne è detto che cosa ha qui. Non fare così, figliolo. È una cosa mia personale. Ma la magari all'auto. Devo far dire la messa. Devo far dire la messa al mio cane. Oh cane! No, che tu vieni qua in chiesa per far dire la messa a cane. Ma vattene via da questo è il tempio. Vattene via fuori. Ti dovresti vergognare. Vergogna. È una cosa incredibile. Che non si può. Fuori, vattene fuori. Peccato, avevamo stanziato io e mio marito 30.000 euro per questa messa. È un cane cattolico? Cattolicissimo. E allora quando è così decidiamo il giorno. Domenica va bene? Benissimo. Ok, porta un acconto. Poi d'accordo, ci vediamo domenica. Grazie. Ciao, prego, Grazie. Prego. Grazie. Prego. Figliolo, riprendiamo. Padre, sono distrutto. Sei un cornuto, non sei distrutto. Comunque, figliolo, io adesso ti racconto questa parabola così almeno capirai tante cose. Grazie. Dalla prima lettera di Santo Can. Non farà così però, figliolo, non piangi, sistemeremo ai mali cristiani. In quel tempo Gesù chiamò Mosè. Mosè, questo correva che bicicletta. E gli disse, Mosè, quanti figli hai? Dice, due. E come sono? Maschi, gemelli. E come si chiamano? Non lo so, queste cose si occupano le mogli.
Sono buoni? Uno è buono, l'altro è un pochettino è sordo praticamente. Uno era sordo. Allora prendi il figlio buono e vai al Sinai. Scusa, dov'è sto Sinai? C'è presente l'Etna? Dopo l'Etna c'è... Vabbè, poi lo spiego. Allora, Mosè prese il figlio e se lo portò al Sinai. Ma che doveva fare con sto figlio Gesù Sinai? gli aveva detto: se tu vuoi dimostrare di essere a me fedele, obbliga tuo figlio a uccidere l'agnello. Se tuo figlio non ucciderà l'agnello, sarai tu ad uccidere tuo figlio. Soltanto così dimostrerete che... Affetto, amore. Che cosa ho detto? Non lo so, però l'ho detto bene. Allora Mosè prende il figlio e se lo porta a Sinai e gli fa: figlio, che non sapevo come si chiamava, uccidi l'agnello. E il figlio? Poi c'è finta niente. Figlio! Uccidi l'agnello! E l'ha ucciso? No! Allora, figlio! Uccidilo, altrimenti lo devo uccidere! E l'ha ucciso? No! Mamma A mia. questo punto Mosè, per dimostrare l'affetto e l'amore, prende la spada, zaghide e ammazza il figlio. Maronna! Ma ha ucciso il suo figlio? Sì, è che aveva sbagliato, si è buttato qui sotto. Con questo cosa voglio dire? Non lo so, però l'ho detto bene. Che Dio vi benedica. Spettacolo. Spettacolo. Veramente, questa forse io credo che sia una puntata veramente da nazionale questa, da puntata nazionale. Spettacolo, spettacolo. Allora, come vi è venuta intanto l'idea di questo padre? Cioè, sicuramente un punto di riferimento l'ha avuto. Da dove ti è nata? Hai avuto un prete di riferimento, qualcosa che ti ha fatto scattare la molla per fare questo personaggio? No, praticamente questo personaggio nasce dal fatto che io imitavo una persona che veniva ai nostri spettacoli. Ok. Che è una persona molto buona, un anziano, di quelli che ogni volta si volevano far notare, no? E quindi ogni volta che facevamo gli spettacoli, lui alla fine veniva e diceva siete bravi, e mi raccontava le barzellette non facevano ridere, oppure mi parlava di canzoni. Allora mi diceva: devi fare la canzone, sai quale? Quella che canta, e mi diceva dei nomi di cantanti ma sconosciuti, tipo Nino Aurispa. Chi? Nino Aurispa, mi faceva la canzone che faceva da questo nasce sta voce più che altro. Devo dire indovinatissimo comunque, perché ma ho visto comunque che durante la gag vi mettete anche a ridere, cioè anche voi stessi perché... non riuscite. Allora, c'è una cosa molto importante che adesso, a parte gli scherzi, Salvo spessissimo, cioè noi andiamo fuori copione, cioè io vado sempre fuori copione, e quindi quando le serate sono giuste mi escono delle battute molto belle, tant'è che adesso voi non mi vedevate, ma mentre io guardavo questo sketch che non vedevo molto tempo, ho riso come si può ridere davanti a... Ma anche noi, ma anche noi. Ti devo dire poi una cosa, che come piange Salvo è impressionante, cioè a piangere è... Beh, piange perché col piange e fa ridere. Salvo maschera la risata. Sì, quella sera il fatto che delle tette o una cosa qui, ma tutte battute nuove, cioè tutte cose che non c'era da copiare, non era da copiare. Il fatto di inginocchiare, mi devi inginocchiare, no, dico ti inginocchi dopo. Sì. Bellissima, bellissima. Tra l'altro rischiose, perché insomma sei sempre in televisione, quindi certo. Però dette secondo me con il modo giusto arriva l'input, ma non è come dire. Esatto. Assistiamo a tante volgarità in TV. Ma peggio, molto. Ma comunque, dimmi Salvo. Maurizio, lui però si dimentica di dire una cosa, che la voce che di padre Buscoglione, che imita questo signore, lo fa preciso. Eravamo in un locale, io non lo sapevo che imitavo questo signore, perciò lui era seduto accanto a me e si è alzato senza che me ne fanno accorto. Stavamo aspettando le pizze e arriva questo signore, io ero aveva arrivato, in quel momento era arrivata la pizza, stavo mangiando, e dove Paolo? Paolo, ma sembra che scherzi, siete che mangi più la pizza. Paolo.
Minchia, appena mi gira e vedo il suo signore. Se... Non potete capire. Te lo sei ritrovato davanti e hai capito tutto. Pazzesco, Ha visto il vero quadro d'autore, non potete Maurizio. capire. Ha visto il vero quadro d'autore, per cui il falso Non era un falso, non guarda, era un falso. il vero. No. Pazzesco. Ma E allora- voi giocate tantissimo comunque con le parodie musicali. Ho visto che... giusto? Sì, A me piacciono tantissimo. Tanto le ho sempre fatte prima che diventassero famose e che li facessero anche gli altri. Io le ho sempre fatte, però come diceva prima non ho mai né registrato alla SIAE né fatto video, quindi le ho fatte sempre perché mi piaceva farle. Ho capito. Ok, Adesso noi ad che- esempio dovremmo abbiamo avere alcune una perché poi parodie. siete usciti di recente con un altro brano dei Gypsy King, sì, perfetto. Ma c'è quella di Giusy Ferreri che poi vi ho visto fare anche sul palco, sia di insieme che in alcuni spettacoli. Quindi se la regia arreggia, dico io, manda l'inserto di Giusy Ferreri, che è andata Giusy Ferreri. benissimo questa è andata benissimo, so. Fantastico, fantastico. Sì. Giusy Ferreri è uno dei personaggi più forti che non abbandonerò mai, perché a me mi auguro che lei continui a fare delle canzoni. Così. Per cui tu vuoi cavalcare l'onda di Giusy. Certo. Ho Come no? capito. Solo l'onda però, solo l'onda. No, no, ho detto... No, io ho detto non deve arrivare male. l'onda di Giusy. Ecco. Mamma mia, spettacolo. Ortigia. Battete due, fa. Avevo voglia di un marito che fosse un trattore. Non mi importa dove, quando e neanche come. Avevo solamente voglia di un tiramisù. Volevo un uomo che facesse sempre su e giù. Che cosa devo fare? Mi metto a chattare e tra i preferiti spunti tu. Cercavo un fidanzato, ho trovato te. E invece di due botte mi dici buonanotte, ma almeno per stasera. Oh Isa Sabanera, non sono molto anziana, Ramilla Safariana. Ramilla Safariana. Baby girl, you don't have to lie. I can see it in your eyes. You've been down and out for too long. Think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, the winner, winner. No for them I try high, but them can't come closer. When Sean King pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to back, girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. You're a good lover, so you cannot resist, no, no. Cercavo un fidanzato, ho trovato te. Che invece di due botte mi dici buonanotte, ma almeno per stasera. Le vita canottiera, fammi sentire vera e tocchi mammi nera. Tocchi mammi nera. Lui sempre dorme, so solo anche di... Va bene, va bene. Questo video è stato girato ad Ortigia, mi hai detto? L'inizio. L'inizio. Ortigia, voi intanto dove abitate? È la stessa città? Sì. No. Come no? No? Paolo abita ad Avola. Avola? E lì c'è il nero. E io Esatto. 20 km prima. Si chiama Floridi, è il mio paese. Ah, Floridia. E quindi voi gli altri componenti sono sempre della zona o come fate a fare le... Sì, sì, sì. Ah, ok, dico nelle vicinanze dei 20... In ogni caso è in provincia, per cui sono 4, siamo di Avola, 2 di Floridia, un ragazzo di Siracusa, uno di Canicattini, e quindi insomma alla fine siamo in provincia. Per cui Dove vi incontrate per fare le prove, ad esempio? Ad Avola. Le prove le facciamo spessissimo o in una sala di registrazione di Avola, sala prove di Avola, oppure da uno dei ragazzi, il bassista Massimo. Ok. Magari stiamo là quando decidiamo di fare una mangiata nel frattempo,
o dobbiamo creare, ecco, quando siamo in sala prove perché dobbiamo fare ormai la rifinitura. Quando dobbiamo impostare lo spettacolo preferiamo essere senza orario. Certo, riusciamo a capire per tante situazioni. E invece proprio di recente, invece, un'altra genialità, forse uno dei brani più cantati, più ballati. Come nasce questa idea? Cioè, come scegliete i brani? Da dove partite? Vogliamo fare questo, vogliamo fare quello? No, anche qua devo essere sincero, nelle parodie fino ad oggi le ho curate più io, però spesso parto anche da una frase, e allora ci fu il nostro tastierista, che Salvatore ti può confermare è un genio, ed è un peccato, perché potrebbe fare 100 anche nel cabaret, ma preferisce suonare. È un genio, nel cabaret sarebbe bravissimo. Se lo dici tu, ci fidiamo. No, ma veramente confermo. Però quando poi deve fare una cosa, tira un passo indietro e preferisce nascondersi dietro le tastiere, dove è un tastierista eccellente. Comunque, venne fuori con Assira mi unghiavo di sta maniera e facevo sempre Assira mi unghiavo di sta maniera. Ecco, io questo Assira mi unghiavo di sta maniera, che tutta la sera pensavo su Assira mi unghiavo di sta maniera, Assira mi unghiavo di sta maniera, e se dico fu la colpa, avevo una mentolera che usciva dal mutandato, a quel punto cominciai a scrivere la canzone scritta 4 anni fa, poi non realizzata, perché in effetti quando io la portavo alle prove era talmente difficile, perché era il medley, quando la facevo, siccome noi non siamo diciamo da sala di incisione, noi siamo animali da palcoscenico, quindi dobbiamo farla per farlo dal vivo, e dal vivo non si riusciva a legare bene la tastiera, la chitarra, finché poi l'anno scorso siamo detti ragazzi, c'è questa canzone che secondo me è una potenza, ma anche perché da palco questa sicuramente ti seguo. Da palco, dico, da concerto live questa rende tantissimo. Infatti è più da concerto, l'abbiamo sistemata, l'abbiamo fatta negli spettacoli ed è stata da subito un successo. Poi Salvatore, che è l'anima più innovativa del gruppo, perché Salvo ha sempre le idee più giuste, eccetera, e dice ma perché non fare anche il video? Però questa volta facciamone uno fatto bene, e allora in effetti abbiamo realizzato questo video che, devo essere sincero, è fatto bene, carino, e ha fatto conoscere un po' a tutti questa parodia dei Gypsy King. E noi mandiamo subito l'inserto. Mica denzette che ci sono stasera. L'importante è che non è zanzara. Manco lei. Tutto un programma. Assira mi unghiavo di sta maniera, dico fu la colpa, mangiavo una banana ed ero muy rilassato, tenevo il pantalone recuerdo, passavo di una zanzera, mentre si di sutta. Avevo la penzolera che usciva dal mutandato, prende lei, prende lei, prende lei, lei prende lei, prende lei. Manco lei, manco lei, manco lei, manco lei. Volare, oh, zanzare, oh, 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 nel blu dipinto di blu. Si tacchia
di Giovanni, una pomata vedi di passaggio. E allora, manco lei, giusto? Manco lei, sì. Come dire, sì, ti ci porta. Sì, sì. Arrivaci. Mi ha fregato. Mi ha fregato. In modo pulito. Ragazzi, e poi la cosa simpatica di questa canzone, di questo video, sono anche le parole come sottotitolo. Sì, abbiamo letto. Ma guardate, in questo video uscite un po' come, non so se il paragone è l'orchestra italiana, cioè Sì. mi date questo senso, tipo l'orchestra italiana di Renzo Arbore. Bellissimo. Escono i colori, esce la band, esce il brano, quindi molto divertente, molto, molto ironica, pulita, perché comunque ti arriva il messaggio, ma ci manteniamo A buon intenditore. poche parole. Allora, Ragazzi, speriamo di conoscervi o di conoscerci quanto prima di presenza, di stringervi la mano, di abbracciarci. Vi ringraziamo per esserci stati. Noi invitiamo tutti quelli che hanno visto, che vedranno la puntata ad iscriversi sui vostri canali social, cercate Falsi d'autore, quindi a seguirvi per quanti non vi conoscessero. è un po' difficile. Sì, vabbè, ma voi siete, come dire, siete entrati in tutte le case dei siciliani, meno la nostra, perché noi non vediamo insieme. Sì, porca però miseria. l'abbiamo fatto la ricerca. Dimmi, Salvo. Dobbiamo essere sinceri, io e Paolo, anche prima di noi essere falsi d'autore, entravamo nelle case delle persone. Prima facevate un altro mestiere. No. Non lo dire questo, diventa una prova ora. Prima facevate un altro mestiere, vabbè. Ma però dico, e questa la dico. Però possiamo dire una cosa, se volete possiamo aprire assieme qualche cosa. Aprire assieme? No, noi possiamo fare una società a distanza. Loro No. spartiamo la Sicilia in due. Loro il lato orientale e noi quello va bene, occidentale. non fa niente. No, visto che loro No, sono ma già parlando bravi di a ladri, entrare, parlando di Maurizio, ladri, io ma sì, perché scusate se tocchiamo un tasto dolente, ma ci avete portato su una vostra che non volevamo, ma avete avuto una bruttissima avventura. esperienza. Io vi sono stato molto vicino, una cosa tristissima, riusciamo a capire. Dico, ma siete venuti poi a capo, si è venuto a sapere da chi è stato? Ma almeno avete No, neanche gli strumenti avete recuperato. Strumenti non li avete più recuperati? Zero, niente di niente, abbiamo dovuto ricomprare tutto, figurati che persino i miei vestiti, le mie parrucche che avrebbero potuto lasciarmi, perché insomma alla fine non te ne fai nulla di una giacca del TG o di Padre Buscoglione o di Maria di Trapani, che è uno dei miei personaggi insomma, che faccio negli spettacoli, quindi potevano anche evitarselo. Si sono portati via tutto. Impressionante. E abbiamo noi ricomprato tutto da capo. Però insomma, siamo qua. Sì, ma Siamo qua con qualche debito, perché ancora abbiamo da pagare le ultime rate dell'amplificazione. vabbè, questi li mettiamo, come dire, insieme agli altri che sono spuntati da marzo in poi, quindi viva i debiti. Vabbè, ma hanno ricevuto il bonus, sono 9 a 600 euro. Quanti bonus? Quanti bonus avete ricevuto voi, ragazzi? neanche un centesimo. Guarda, io con chi parlo, non c'è nessuno che ha ricevuto il bonus. No, ma io oggi ho visto la TV, dicevano appunto che quasi tutti, solo su 6 milioni, solo i falsi d'autore, 150.000 non hanno ricevuto. E noi si rientriamo, ma pochissimi sono quelli. Ma poi tutti gli altri hanno ricevuto il bonus. Va bene. Ok, vai. Chiudendo su questa bellissima notizia, visto che sappiamo che avete ricevuto il bonus, vi verremo a trovare. No, Liban, dai, perché Liban. noi abbiamo ricevuto solo il malus e non abbiamo più come mangiare, quindi verremo ad abitare con voi. È stata a casa nostra. Grazie. Guarda che Grazie. bello. Anche voi, se siete su questa zona, dico, fatevi sentire, i nostri numeri ce li avete per qualsiasi cosa a disposizione. Grazie per la vostra. Fateci sapere dove posteggiate la macchina. No, ma sei scemo? Cioè, tu già gli hai detto perché io ancora non che sono saremo noi i prossimi. Ma poi io non sono entrato ancora nelle case. Ma se gli manca qualcosa, poi verranno da noi. Che sei scemo? Tu dici? Sì, tu dici, fatemi sapere dove lasciate la Ma macchina. non posso dire che è una battuta così fatta. No. Ma questa è una schiacciata proprio, chiuso in bruttezza. Va bene, dai. Va bene. Comunque, devo essere sincero, ci hanno rubato anche un cavallino rosso con le ruote blu.
Se qualcuno ne sa qualche No, cosa. no, assolutissimamente. Maurizio, scusa. No. No. Ma non è, che poi non era in mezzo agli strumenti, questo... Il cavallino è attaccato alla macchina. Da quello che ho saputo io. Il cavallino era a posto della Bramacic. Allora era un tir il vostro, vero? Proprio un tir. Tutti gli strumenti, non te lo ricordi? Porca miseria. Non te lo ricordi tutti gli strumenti? Vabbè, vi faremo avere quanto prima il cavallino almeno. Almeno qua. Va bene, grazie per la vostra simpatia, grazie per quello che portate nelle piazze, per l'ironia che suscitate. Vi auguriamo tante cose belle, teniamo forte e ci vediamo presto. Grazie ciao ancora. Ragazzi, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. E allora, noi passiamo ai saluti. Questa fra l'altro è la penultima puntata e... Anticipiamo, sarà lunedì la prossima. Sì, pensiamo di farla lunedì. Con un grande personaggio. Ma ce ne saranno anche altri, vi aggiorneremo fra domani e dopodomani. Ringraziamo noi sempre la Eventi Service per lo streaming. Se non ci fosse non potevamo fare questo sicuramente streaming. queste cose. Ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto, Valentino dei 3 1/4, Enzo dello Scarozzo, ringraziamo anche i falsi d'autore. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, che ci avete seguito in questo, come dire, percorso. Anche Radio Prima Liegi, Radio Studio Delta Club, Alpa 1. Dimentichiamo qualcuno, no? No, ma eventualmente... poi risponderemo a tutti i messaggi. Eventualmente, che sono dico, scusateci se dimentichiamo qualcuno, ci ma sta. se è fatto anche tardi, siamo un po' stanchi pure noi, ma contenti di essere stato un'altra sera insieme a voi. Quindi come si fa? Vi auguriamo una buonanotte a te, buonanotte a te, buonanotte a te.